Vediamo subito gli argomenti di prima pagina dei principali quotidiani. Il Corriere della Sera apre con un'intervista del direttore Ferruccio De Bortoli a Papa Francesco. Vi racconto il mio primo anno. Il Papa Emerito, con Benedetto XVI abbiamo deciso insieme che parteciperà alla vita della Chiesa. I temi della bioetica, non ho mai compreso l'espressione valori non negoziabili, sono valori punto e basta. L'intervista è peraltro molto lunga e parte da pagina 1, pagina 2, pagina 3. Benedetto XVI non è una statua, partecipa alla vita della Chiesa, il Papa Emerito è un'istituzione, è il primo e forse ce ne saranno altri. Dipingere me come Superman o come una star mi pare offensivo, sono un uomo che ride e piange a amici, una persona normale. Grande attenzione anche ai divorziati, sulle unioni civili valutare i casi. Non ho mai condiviso l'ideologia marxista perché non è vera, ma ho conosciuto tante brave persone che professavano il marxismo. L'attuale globalizzazione produce un pensiero unico, un pensiero debole, al centro non c'è la persona, solo il denaro. La Chiesa Cattolica è forse l'unica istituzione pubblica a essersi mossa con trasparenza per quanto concerne gli abusi sessuali, specie su minori, eppure è la sola a essere attaccata. La Chiesa ha l'articolo femminile, è femminile dalle origini, la Vergine Maria è più importante di vescovi e apostoli. Nessuno è obbligato a usare mezzi straordinari quando si sa che è in una fase terminale. Io consigliavo le cure palliative, dice ancora il Papa, o perlomeno così riassume il Corriere, poi vedremo meglio l'intervista naturalmente, ma il Corriere la riassume così nelle due pagine, pagina 2 e pagina 3. Ho mandato una lettera al presidente cinese Xi Jinping, dice ancora il Papa al direttore del Corriere, e lui mi ha risposto: è un popolo grande al quale voglio bene. San Francesco ha avuto la genialità di collocare il tema della povertà nel cammino evangelico. Gesù dice che non si possono servire due signori. Sigmund Freud: non mi piace una certa mitologia di Papa Francesco. Sigmund Freud diceva, se non sbaglio, che in ogni idealizzazione c'è un'aggressione. E poi ancora Paolo VI raccomandava ai confessori misericordia e attenzione alle situazioni concrete, ebbe il coraggio di difendere la disciplina morale. Così il Corriere riassume la lunga chiacchierata del direttore con il Papa. A centro pagina la questione della legge elettorale, Renzi trova l'accordo sull'Italicum, la nuova legge elettorale vale solo alla Camera, Berlusconi accetta e dopo il sottosegretario per un'ora Gentile, pressioni su altri 4 sottosegretari, questa volta del PD, indagati. Nel frattempo i grillini espulsi creano un altro gruppo in Parlamento. Poi c'è la questione ucraina, la linea dura di Putin sull'Ucraina, titola il Corriere della Sera in prima pagina. L'invasione non la escludiamo. Kerry, il segretario di Stato americano, promette $1 miliardo dagli Stati Uniti per sostenere l'Ucraina. Luigi Offeddu invece in prima pagina sul Corriere si occupa di altra questione che vediamo variamente trattata da altri quotidiani, cioè la questione del pagamento delle imprese creditrici nei confronti dello Stato. Scade il 10 marzo il termine entro cui lo Stato italiano dovrà giustificare alla Commissione europea i 70, 80, 90, 100, 110, 120, nessuno lo sa, miliardi di debiti accumulati nei confronti delle imprese e mai pagati. Bruxelles attende dall'Italia una lettera di spiegazioni. Si tratta dell'unico modo per evitare la procedura di infrazione, ma invece di quella lettera l'altro giorno ne è arrivata un'altra, scrive il Corriere. Il premier Renzi ha chiesto altri 30 giorni di tempo per dare le sue spiegazioni, giustificandosi con l'entrata in carica del nuovo governo. La Commissione europea ha negato la proroga. Poi c'è un'altra notizia ancora, a parte il fatto che il dibattito sulle carceri è stato svolto ieri da un Parlamento semivuoto, dall'aula della Camera, sulla giustizia, richiamandosi alla lettera di Napolitano. In tema di giustizia però c'è un'altra notizia, la Procura di Brescia indaga sul pubblico ministero del Tribunale di Milano Ferdinando Esposito, che è il figlio di uno dei giudici che in Cassazione condannarono Berlusconi. Per la verità è il figlio del presidente del collegio che in Cassazione condannò Berlusconi, il celebre Esposito. Chi non poteva non sapere. Un avvocato lombardo denuncia che il pubblico ministero Esposito, il figlio del giudice di Cassazione del caso Berlusconi, denuncia che il figlio fa il PM a Milano, il figlio di Esposito, avrebbe chiesto a questo avvocato di prestargli dei soldi e di pagargli l'affitto.
L'avvocato dice anche di avere accompagnato il figlio del giudice Esposito ad Arcore da Berlusconi nel maggio del 2013. Berlusconi potrà confermare o meno, mentre vediamo anche le altre prime pagine di oggi. Intanto poi parleremo a parte delle mani sulla città, come titola Il Giorno, o meglio dell'ultima indagine della direzione distrettuale antimafia di Milano, coordinata dai PM Giuseppe D'Amico e Ilda Boccassini sull''ndrangheta in Brianza. Questo lo vediamo a parte perché molti quotidiani, e specialmente Il Giorno, se ne occupano. Intanto La Stampa in prima pagina mette la questione della legge elettorale, il nuovo patto per le riforme, con il commento di Marcello Sorgi. Renzi ha 3 maggioranze diverse per stare in piedi, e poi c'è il buongiorno di Massimo Gramellini dedicato alla Barracciu. E la Barracciu? Punto di domanda. Barracciu era la candidata del PD alla presidenza della Sardegna, si è dovuta ritirare dalla competizione perché è invischiata nelle indagini sui rimborsi elettorali sardi, o meglio sui rimborsi dei gruppi consigliari in Regione Sardegna. È diventata sottosegretaria alla cultura. La doppia morale a sinistra esiste, scrive il vice direttore della Stampa, Gramellini. Esiste nelle cose piccole e in quelle grandi. Cominciando dalle piccole, si può essere sollevati nell'apprendere che al culmine della crisi ucraina la ministra della difesa Pinotti abbia trovato il tempo per andare a sgranchire le gambe sue e della sua scorta in una maratona a Ostia. Ma non ci si può fare a meno di domandare cosa avremmo detto se un ministro della difesa di Berlusconi, magari proprio Ignazio La Russa, avesse lasciato curvo sui dossier euroasiatici qualche generalissimo secchione e se ne fosse andato allo stadio col figlio Geronimo e gli amici Malanimo e Boro Seduto. Passando a questioni più serie, l'intero paese fa la ola per il congelamento del sottosegretario Gentile, luogotenente calabrese di Alfano, coinvolto in una storiaccia di intimidazioni a un giornale. Ma terminata la ola, qualcuno comincia a chiedersi perché Gentile sia fuori dal governo, mentre i 4 sottosegretari indagati del Partito Democratico rimangono dentro. Lascia stupefatti Francesca Barracciu, la vincitrice delle primarie sarde, indotta a ritirarsi per via dell'indagine che le contesta una cresta da 33.000 euro sulle note spese. Come mai chi non andava bene per fare la governatrice a Cagliari va benissimo per fare il sottosegretario a Roma? Forse perché nel primo caso sarebbe stata sottoposta al vaglio degli elettori e nel secondo no? Quando Barracciu uscirà dall'inchiesta bianca come un giglio, conclude Gramellini, sarà un piacere riabbracciarne i talenti sottosegretariali. Ma nel frattempo un governo senza indagati rappresenterebbe una novità rivoluzionaria, molto più del pastrocchium elettorale appena varato. Andiamo alla prima pagina di Repubblica. Oltre all'Ucraina e all'accordo sull'Italicum c'è anche la stupefazione più o meno vera di Gad Lerner su cosa ci fa il miliardario Soros a braccetto con le cooperative rosse. Il finanziere statunitense ha investito nella IGD, che è il fondo di gestione degli immobili controllato dalla Lega delle Cooperative Rosse. In altri tempi l'avremmo definito un matrimonio contro natura, scrive Gad Lerner. Il Fatto Quotidiano apre invece la sua prima pagina con l'accordo Renzi-Alfano-Berlusconi, sintesi vietato votare, perché questa è un po' la sintesi, viene rimandata alle calende greche l'approvazione della legge elettorale, che varrà per una Camera sola. Metti caso che dovesse cadere il governo dopodomani, cosa facciamo? In ogni caso la legge elettorale lì, e metti caso che dovesse cadere dopo l'approvazione della legge elettorale che vale per una Camera sola, e l'altra naturalmente, il Senato, non può essere stato nel frattempo abolito perché ci vuole una procedura molto lunga di revisione della Costituzione. Che si fa? Si vota con la legge nuova, si vota con la legge vecchia, si vota con la legge corretta dalla Corte Costituzionale. Insomma, un bel pasticcio che significa in pratica vietato votare. Questa è la sintesi che fa il Fatto Quotidiano, che non credo sia molto distante dal vero. Il Premier concorda con le due destre, Alfano-Berlusconi, il varo della legge elettorale soltanto per la Camera, in attesa di cambiare la Costituzione sul Senato, da abolire o da modificare. Il Caimano, tra l'altro, da modificare come? Perché è prevista anche la nomina di 21 personaggi che vengono messi nel Senato futuro dal Presidente della Repubblica.
Nemmeno lo Statuto Albertino praticamente prevedeva tanto, e del resto già dallo Statuto Albertino è derivata la prassi della nomina dei senatori a vita. Era il re che nominava i senatori a vita, così come il Presidente della Repubblica nella Repubblica Italiana. Un istituto che non solo non viene cancellato per anacronismo, per manifestissimo anacronismo, non soltanto non viene cancellato, ma viene potenziato nella riforma del Senato, con la nomina regia di 21 personaggi senatori nel futuro Senato renziano berlusconiano. Ad ogni modo, il caimano abbozza, cioè Berlusconi, e dice: ho salvato Matteo che non controlla i suoi. Risultato, la legislatura e il governo sembrano blindati fino al 2018, con l'ok naturalmente del re, cioè del Presidente della Repubblica. Impresentabile come il resto è il titolo del commento su questo accordo elettorale firmato dal direttore del Fatto Quotidiano Antonio Padellaro. L'accordo truffaldino tra un premier diventato tale con una manovra di palazzo e senza consenso elettorale, con un partitino di scissionisti nominati dal precedente padrone, Alfano, e il partitino di scissionisti. L'accordo dunque tra Renzi e Alfano realizza l'abusivismo perfetto in una democrazia ormai per modo di dire: ci prendiamo il governo e vi sequestriamo il voto. Tiè, non lo chiameremo golpe perché non c'è il dramma. Trattandosi di un misero gioco delle tre carte, scrive il direttore del Fatto Quotidiano. Si strombazza l'Italicum per la Camera, ma da usare solo quando il Senato sarà abolito, forse tra 18 mesi, forse mai. Un obbrobrio mai visto, incostituzionale col botto. Del resto è il sogno a lungo cullato lassù sul colle, che pur di non far esprimere gli italiani ha preferito affidarsi a maggioranze artificiali, Monti, Letta, che infatti si sono autodissolte con imperdonabile spreco di tempo e di energie. Adesso tocca al fenomeno Renzi inventarsi un sistema elettorale ad personam che scandalizza perfino uno specialista come Berlusconi. Il turbo fiorentino ha la mania dei record: 5 riforme in 5 mesi, se sono tutte così, 2 maggioranze, una per le riforme, una per i giorni feriali, e a ben guardare nel suo governo. Di governi ce ne sono 3, uno dentro l'altro, come le matriosche. Il primo governo è quello della bella presenza, il più giovane, il più snello, il più rosa, buono per i titoli dei giornali. Il secondo governo Renzi è quello che conta e fa di conto, guidato dal ministro dell'economia Padoan. Presidia il Ministero dell'Economia con un blocco di tecnici, peraltro molto dalemiano il tutto, che dovranno piacere a Bruxelles e a Berlino. Il terzo è il sottogoverno degli affari e degli inciuci, quello dei sottosegretari così impresentabili che perfino Alfano è costretto a cacciarne uno, il prode Gentile. A Renzi, conclude Padellaro, avevamo creduto quando aveva letto il successo alle primarie del PD come l'ultima spiaggia di un paese giunto allo stremo. In molti abbiamo pensato: questo fa sul serio. Ora si sta giocando tutto il capitale tra pasticci e imbrogli vari. Non si dura nascondendo le elezioni in un cassetto, e per governare non basta qualche tweet. Scrive Antonio Padellaro in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Intanto il rottamatore fa l'africano, missione Tunisia ieri per Renzi, scrive ancora il Fatto, e poi datti fuoco quando Matteo perse le elezioni ma a scuola. E ancora centropagina: il Partito Democratico salva Verdini, nono rinvio sul caso P3, il Senato non autorizza l'uso delle intercettazioni anche per Dell'Utri e Cosentino. A un anno di distanza dalla richiesta del giudice per le indagini preliminari di Roma, ieri la Giunta per le immunità del Senato aveva finalmente deciso il via libera, ma poi, per non contrariare il RAS forzista Verdini, amico di Renzi, nei giorni del patto sull'Italicum, la legge elettorale, si è scelto di soprassedere. Oggi ennesimo round. Il PD salva ancora Verdini, in sintesi. Poi c'è la prima puntata dell'inchiesta di Beatrice Borromeo, che qualcuno ricorderà qualche edizione delle trasmissioni di Santoro fa, vicino a Michele Santoro. Sesso a 14 anni, le ragazzine e la gara a chi perde prima la verginità. La partita di pallavolo è appena cominciata, seduti per terra in palestra ci sono dei ragazzi che usano l'ora buca per fare un tifo svogliato. C'è anche la prof di educazione fisica. Inizia così il pezzo della Borromeo: se non ti fai stappare, cioè
se non perdi la verginità, se non ti fai stappare l'elegantissima metafora, sei una sfigata. La versione delle ragazze, il racconto di Chiara, in quarta ginnasio si fa la conta, entro un anno bisogna darla via, altrimenti vieni emarginata. I maschi non ci pressano perché non ce n'è bisogno, il lunedì in classe c'è il panico. Non ci ricordiamo se il sabato, ubriache in discoteca, abbiamo usato o no il preservativo. Arcipelago adolescenti, le baby prostitute hanno portato al centro del dibattito le abitudini sessuali dei giovanissimi, ma casi estremi a parte. Qual è la normalità da cui parte l'inchiesta di Beatrice Borromeo sul Fatto Quotidiano? Il Fatto ha deciso di viaggiare per le scuole italiane e di far raccontare ai ragazzi, conservando il loro linguaggio esplicito, esperienze e opinioni. Ne esce un quadro dove il sesso viene vissuto come un peso da cui liberarsi, il piacere non è contemplato e di amore non si parla proprio, dai preliminari all'orgasmo al panico del lunedì. Infine, sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, il commento di Marco Travaglio che prende lo spunto dal film La grande bellezza, ieri dato su Canale 5, peraltro in una certa zona della Lombardia, per inciso, quello dove risiedo io, a nord di Milano, non si vedeva un tubo sui canali Mediaset. Segnale disturbatissimo. Ad ogni modo, dopo gli Oscar, la grande vuotezza è il titolo del commento di Marco Travaglio in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Dopo gli Oscar per i migliori film ci vorrebbe un Oscaretto per i migliori commenti italiani agli Oscar, provinciali, retorici, cialtroni, pizza e mandolineschi, un po' come dopo le partite dei mondiali quando vince l'Italia, il patriottismo ritrovato, l'orgoglio tricolore, il riscatto nazionale, l'ottimismo della volontà, la metafora del paese che rinasce, il sole sui colli fatali di Roma. Stavolta però c'è un di più, l'esultanza di chi si è fermato al titolo, senza capire che è paradossale, come tutto il film. Oggi, scrive su Repubblica Daniela D'Antonio, moglie giornalista del regista sorrentino, ho scoperto di avere tantissimi amici e infatti il premier Renzi invita Paolo Sorrentino, il regista, per una chiacchierata a tutto campo, twitta Renzi. Napolitano sente l'orgoglio di un certo patriottismo per un film che intriga per la rappresentazione dell'oggi, ha detto il capo dello Stato. Contento lui, commenta Travaglio. Poi i commenti di Alemanno, di Franceschini, del sindaco Marino, che rende noto di aver detto a Paolo, cioè il regista sorrentino, che lo aspetto a Roma a braccia aperte per festeggiare lui e il film, per il prestigio che ha donato alla nostra città e al nostro paese, dice il sindaco di Roma. Ma che film ha visto? Si domanda Travaglio. In realtà, come scrive Stenio Solinas su Il Giornale, quello di Sorrentino è il film più malinconico, decadente e reazionario degli ultimi anni. Un epitaffio sulla modernità e sui suoi disastri. Il referto medico-legale, in forma artistica, di un paese morto di futilità e di inutilità, con una classe dirigente di scrittori che non scrivono, intellettuali che non pensano, poeti muti, giornalisti nani, imprenditori da buon costume, chirurghi da botolino, donne di professione ricche, cardinali debolucci sulla fede ma fortissimi in culinaria, mafiosi 2.0 che sembrano brave persone e politici inesistenti, una fauna umanoide, disperata e disperante, che non crede e non serve a nulla, nessuno fa il suo mestiere, tutti parlano da soli anche in compagnia e passano da una festa all'altra per nascondersi il proprio funerale. Si salva solo chi muore o fugge in campagna. È un mondo pieno di vuoto, conclude Travaglio, che non può permettersi neppure il registro del tragico, perché rimane infatti nel grottesco. Scambiare il film per un inno al rinascimento di Roma, peraltro sfuggito ai più, o dell'Italia, significa o non averlo visto o peggio non averci capito una mazza, come se la Romania promuovesse Dracula a eroe nazionale e i film su Nosferatu a spot della rinascita transilvana. Ma andiamo alla prima pagina del Giornale. Prima riforma monca, quella della legge elettorale, è solo un renzino, titola il Giornale. Legge elettorale rivoluzione a metà, si cambia soltanto alla Camera. Il patto Forza Italia PD riapre comunque la possibilità di votare subito, secondo il Giornale. Accanimento continuo, a Berlusconi vietato il vertice del Partito Popolare Europeo a Dublino. La magistratura ha detto non puoi espatriare. Mentre un italiano ha in mano la cassa dell'iPhone della Apple, più potente di un ministro. Luca Maestri, romano, è il nuovo direttore finanziario di Apple, gestirà 160 miliardi di dollari.
E sempre dalla prima pagina del giornale, emergenza sicurezza, il ministro dell'interno Alfano taglia 2 miliardi di euro e umilia i nostri poliziotti. L'Alfano che diceva noi saremo sempre dalla parte dei poliziotti, ora firma tagli per 1 miliardo e 800 milioni alle forze dell'ordine, chiusi i commissariati, ridotti gli stipendi. Ma c'è anche in prima pagina sul giornale l'articolo di Antonio Signorini sullo sterminio delle imprese, 111.000 chiuse in un anno, ma ci sono anche tanti imprenditori che hanno fatto i furbi, diciamo la verità, approfittando della menata della crisi per furbescamente risolvere qualche problemuccio aziendale. Crolla anche il Nord-Est. Il 2013 sarà ricordato come l'anno nero dell'impresa italiana, record di fallimenti, sono 111.000 gli imprenditori che hanno chiuso e anche il Nord-Est non ce la fa più, al netto naturalmente dei furbi che mettono nei guai invece i lavoratori. Sempre poi dal primo piano del giornale c'è un commento simile a quello di Marco Travaglio nella rubrica Il cucù di Marcello Veneziani a fondo pagina, un capolavoro sulle rovine. Illustri autorità, presidenti e sindaci che vi avventate sull'Oscar alla grande bellezza e cercate di salire sul carro del vincitore, come è d'uso nostrano, non avete capito, fate finta di non capire. Il film premiato inscena l'agonia dell'Italia e della città Roma che voi rappresentate. C'è poco da sentirsi orgogliosi e da festeggiare, è l'apoteosi del declino. È come se davanti alla pietà di Michelangelo, scrive Marcello Veneziani, si sentissero coautori gli eredi di chi mise Cristo in croce, così permettendo all'artista di immortalare la morte. Il film di Sorrentino è un funerale a una civiltà in decomposizione, un canto sulle rovine. Scendete dal carro, autorità, siete i rappresentanti legittimi della nazione, dello Stato, del comune, descritti nel loro disfarsi vistosamente inadeguati non solo a quel passato, ma anche alle sue vestigia maestose, come mostra il degrado pompeiano. Il film è un capolavoro, lo scrissi fin da quando uscì, scrive Veneziani, ma esprime la gloria passata e il degrado presente e il loro stridore, mostra la bellezza di quel che fu e il degrado di quel che è. Lo descrive con lo spirito di Petronio, di Flaiano, di Dago Spia, dal Satiricon a Cafonal, che è una rubrica di Dago Spia. Nel film il simbolo di Roma e dunque dell'Italia a me sembra Sabrina Ferilli e ancor più Serena Grandi che offre lo spettacolo del suo disfacimento tra i giudizi impietosi della gente. La grande bellezza è un diamante che brilla su un cumulo di rifiuti e loro si sentono orgogliosi per aver solo contribuito al cumulo dei rifiuti. Confondono coprotagonisti e coprofilia. Lasciamo il giornale e andiamo alla prima pagina dell'Unità, titolo che cerca di sintetizzare la questione della legge elettorale, Italicum, Camera singola. La riforma è in aula dopo l'intesa con Berlusconi, non si applica al Senato. Renzi parla di un importante passo avanti, così si chiude presto, si chiude naturalmente sulla legge elettorale, non Baracca e Burattini. Intervista a Gianni Cooperlo, direzione giusta, assevera anche Cooperlo. A centropagina c'è Pizzarotti che vuole diventare l'antigrillo, il sindaco del Movimento 5 Stelle di Parma che convoca gli amministratori 5 Stelle nonostante il veto di Sua Maestà Grillo. E poi c'è Tommaso Nannicini che riflette sull'uguaglianza. L'uguaglianza è una cosa seria. A noi invece il cognome Nannicini dice soltanto una cosa. Fu il primo parlamentare del Partito dei Comunisti Italiani a proporre di non far pagare i famosi 98 miliardi di penale alle 10 società concessionarie delle slot machine che avevano disatteso le leggi sulla legalizzazione del gioco. Chissà se è lui o un erede o un amico o non c'entra nulla. Comunque Nannicini in prima pagina sull'Unità, che si occupa anche, con un'inchiesta, di truffa delle case online, vendono immobili inesistenti, dietro c'è una vera e propria banda. Occhio agli appartamenti in vendita su internet a prezzi troppo bassi. È appena sbarcata in Italia un'organizzazione che attraverso siti fittizi chiede caparre e anticipi per immobili che non esistono. Bel cucù chi li paga, vedendo solo la casa su internet. Deve essere un bel cucù a tutto tondo. Comunque falsi anche i loro agenti e la polizia postale invita i possibili acquirenti a fare attenzione. Cioè tu vedi una foto di un immobile su internet e paghi l'anticipo. Secondo me fanno bene a fregarti, a occhio e croce, come Vanna Marchi. Il Manifesto, il quotidiano comunista,
apre la prima pagina con una triplice foto, diciamo così: Berlusconi, Renzi, Alfano. Renzi è in mezzo ai due. La tricamerale. Nel patto Renzi-Berlusconi sulla legge elettorale si inserisce il terzo incomodo, Angelino Joly, Alfano. Il leader del nuovo centrodestra incassa il via libera all'emendamento che Forza Italia riteneva inaccettabile. L'Italicum sarà approvato, ma varrà solo per la Camera. Il Cavaliere cede con grave disappunto, fa sapere Berlusconi. A proposito di legge elettorale, c'è l'articolo in prima pagina sul quotidiano Comunista di Massimo Villone, già parlamentare all'epoca dei democratici di sinistra, autore insieme a Cesare Salvi di un libro sulla casta che anticipò quelli di Stella e Rizzo, e adesso esperto costituzionalista del quotidiano Il Manifesto. La lezione della Camera dei Lords britannica sulla legge elettorale è la riflessione di oggi dell'ex senatore Villone. La House of Lords, la Camera dei Lords in Gran Bretagna, ha pubblicato il 12 febbraio scorso un report che gli aspiranti padri della patria italiani farebbero bene a leggere. Forse non tutti sanno, scrive Villone, che nelle elezioni del 2010 un piccolo terremoto scuote la politica in Gran Bretagna. I partiti, diversi da conservatori e laburisti, conquistano circa un terzo dei voti, 86 seggi. Ne viene una coalizione tra conservatori e laburisti democratici. L'esito elettorale rende impossibile il single party government, cioè il governo da parte di un solo partito, tradizionale nell'esperienza britannica. L'ultimo governo di coalizione risale al 45 del secolo scorso. Il single party government non viene dalla manipolazione aritmetica della traduzione dei voti in seggi. Il sistema elettorale inglese non conosce alcun truffaldino premio di maggioranza. Accade invece fisiologicamente per il maggioritario uninominale di collegio a turno unico. Semplicemente in ciascun collegio ottiene il seggio il candidato con i maggiori voti. Dunque, il partito nel complesso più forte nei consensi popolari è favorito, ma senza trucco alcuno, nella assegnazione dei seggi, solo perché vince in un maggior numero di collegi. Questo è un favore per la governabilità. Naturalmente, osserva Massimo Villone, può ben accadere, e accade, che un partito conquisti una maggioranza dei seggi pur non avendola nei voti popolari, come può accadere e accade che i partiti minori siano sostanzialmente e anche fortemente sottorappresentati, ottenendo il seggio solo nei collegi in cui riescono a vincere. Ma a differenza dei Porcellum, Italicum e affini, senza imbroglio e senza inganno. Nessun partito è garantito nella vittoria o condannato alla sconfitta in ragione di soglie predeterminate o di percentuali di voti conseguite. La progressiva erosione del bipartitismo ha condotto in tempi recenti in Gran Bretagna a critiche crescenti verso il sistema elettorale, soprattutto per il deficit di rappresentatività, perché il concetto è questo: finché ci sono sostanzialmente due partiti molto forti e gli altri raccolgono una percentuale totale di voti piuttosto bassa, non si pone il problema. Uno dei due partiti forti vincerà, grosso modo. Quando cominciano ad apparire partiti come il Partito Liberal Democratico, che a un certo punto, pur non riuscendo a vincere in collegi uninominali, con il maggioritario a turno unico, pur non riuscendo a vincere, però hanno una percentuale di voti molto alta, si pone un problema democratico, no? È molto semplice il concetto. La progressiva erosione, il venir meno del bipartitismo, ha condotto in tempi recenti in Gran Bretagna a crescenti critiche verso il sistema elettorale per il deficit di rappresentatività, cioè non è rappresentativo quel sistema che, per dire, non consente a un partito che complessivamente ha il 20-25% dei voti di essere rappresentato in Parlamento, perché continuano a vincere magari col 26 o il 27% i due partiti principali. Ma ancor più conta che alla fine il governo di coalizione è stato inevitabile in Gran Bretagna. Ed è interessante leggere nel report, nel documento prodotto dalla Camera dei Lords, che in prospettiva cresce la probabilità di tale esito. Il tempo della sostanziale certezza di un governo di singolo partito è finito in Gran Bretagna. Cosa fanno a tale proposito i Lords? Gridano al rischio per la governabilità? Anticipano la prospettiva di parlamenti rissosi e incapaci di sostenere un indirizzo di governo? Chiedono a gran voce stabilità? Auspicano una riforma del sistema elettorale che garantisca il ritorno al bel tempo che fu?
magari prevedendo un premiuccio di maggioranza che regali al partito più forte i numeri parlamentari necessari e sufficienti? Niente affatto, scrive Villone. Al contrario, i lords britannici discutono di come le regole debbano adattarsi alle realtà del sistema politico e non viceversa. Si interrogano sui tempi della formazione del governo di coalizione, su come debba essere costruito e reso noto un accordo di coalizione, sui rapporti dell'accordo con la proposta elettorale dei partiti che contraggono l'accordo, sull'opportunità di esplicitare i punti di dissenso oltre quelli di consenso e di votare in Parlamento sull'accordo oltre che sul governo. Si chiedono se votare anche sulla persona del primo ministro, oltre che, come accade oggi, sul programma di governo, il cosiddetto discorso della regina. Si interrogano sulla responsabilità politica, sul rapporto con le burocrazie e perfino sulle regole convenzionali più consolidate che reggono il funzionamento del sistema britannico. Eppure sarebbe così facile in Gran Bretagna, paese felice privo di una Costituzione scritta e rigida che ponga fastidiosi impedimenti alle pulsioni di riforma, che però ha una solida tradizione democratica, tale da non smarrire i suoi connotati fondativi nel tempo della televisione, di internet e dei tweet, che nonostante la tradizione non vuole affatto ricondurre oggi una fase politica complessa alla rozza semplificazione di un bipolarismo coatto e tendenzialmente bipartitico, che poi è quello che sta invece succedendo in Italia con la nuova legge elettorale. E mai penserebbe l'Inghilterra di costruire un sistema elettorale volto dichiaratamente e fino al calcolo dei decimali a vantaggio dei partiti che lo impongono e tale da stravolgere artificiosamente ogni rapporto con la realtà politica del paese. È invece quel che accade nel nostro paese con la proposta di legge elettorale in discussione. Nulla cambia se con l'accordo PD-Forza Italia è riferito solo alla Camera. Scelta tecnicamente possibile e in prospettiva perfino utile alla costruzione di un Senato meno sbilenco di quello ideato da Renzi. Rimane il contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale. Il Presidente della Corte ha avuto, nella relazione del 27 febbraio, accenti letti da alcuni come assoluzione della proposta. Forse sarebbe stato meglio evitarli. Di certo, un Presidente bene opera quando espone quel che la Corte ha fatto, meno bene quando sembra anticipare quel che la Corte potrebbe fare in futuro. Un tempo la Gran Bretagna, conclude Villone, sarebbe stato il sogno di Renzi e Berlusconi. Appena chiuse le urne si sapeva con certezza chi aveva vinto e il vincitore aveva una sicura maggioranza alla Camera dei Comuni. Non più, ma ci piacerebbe comunque esportarli entrambi a testimonianza del genio italiano. Sempre poi dalla prima pagina del Manifesto c'è un altro commento, quello di Alessandro Dallago sulla crisi ucraina, il fallimento dell'Europa solo atlantica. Che nessuno voglia morire per Kiev è ovvio, che la nuova guerra di Crimea finisca in una bolla di sapone è assai probabile. La decisione di Putin di ritirare le truppe dal confine ucraino dimostra che i russi, lungi dal praticare una pura politica di forza, sono capaci di fare i loro calcoli. Chiarito in via definitiva che non consentiranno mai un passaggio dell'Ucraina alle strette dipendenze di Washington, è possibile che si vada verso un qualche tipo di accordo col passaggio della Crimea alla Russia dopo un plebiscito e il riconoscimento di una forma più o meno larvata di autonomia alle regioni russofone dell'Ucraina, scrive Alessandro Dallago in prima pagina sul Manifesto. Detto questo, è anche vero che il caso ucraino chiama in causa la questione delle definizioni delle sfere di influenza reciproche di Occidente e Russia. Per chiarire, poniamo per assurdo che in un futuro più o meno lontano uno Stato confinante con gli Stati Uniti, il Messico o il Canada stipuli un accordo militare con russi o cinesi. È impensabile, ovviamente, ma proprio l'impensabilità è una misura della relazione equivoca che Stati Uniti e Europa continuano a praticare con la Russia. La Russia è circondata da ogni parte dalla NATO e dalle basi statunitensi, dalla Turchia all'Asia centrale cinese. Il caso della Georgia nel 2008 ha mostrato sia la volontà dei russi di non subire ingerenze nel Mar Nero e nel Caucaso, sia il velleitarismo occidentale che aveva suscitato speranze impossibili nei georgiani. Dopo 20 anni di umiliazione, vedi i Balcani, era inevitabile che i russi difendessero
la loro zona di influenza strategica, come gli Stati Uniti hanno sempre fatto a casa loro. Le relazioni internazionali hanno una logica, sgradevole se si vuole, ma oggettiva, basata su forza e influenza. Di conseguenza, osserva Dallago, si rimane allibiti di fronte agli appelli a una sorta di guerra per esportare la democrazia, che si leggono sulla grande stampa, come l'articolo di Bernard-Henri Lévy sul Corriere di ieri. A questo pseudo-filosofo esaltato, commenta Dallago, non è bastata la tragedia della Libia, che ha fomentato insieme a Sarkozy. Bernard-Henri Lévy voleva la guerra in Siria e oggi vorrebbe la guerra in Ucraina. Questo è tanto più grottesco quanto più le cancellerie occidentali sanno bene che Putin non ha affatto brutte carte in mano, dal ricatto energetico verso Ucraina ed Europa fino a un'alleanza strategica con la Cina. Putin è stato decisivo nella gestione della crisi in Siria per evitare la guerra e anche nel favorire la distensione fra Stati Uniti e Iran. È quindi incredibile che la stampa ospiti articoli di falchi che propongono l'intervento della NATO in Ucraina, qualcosa non solo di impensabile, ma contrario a lungo andare agli stessi interessi americani. Quanto precede, conclude Alessandro Dallago, non ha nulla a che fare con una accettazione a priori della politica interna o estera della Russia. La democrazia di Mosca è quel che è, il regime di un super oligarca sprezzante verso la libertà di opinione. Il presidente ucraino fuggito, Yanukovych, è uno dei despoti e i sanguinari e inetti che Putin usa e getta via in base ai suoi interessi. Ma credere che la Timoshenko sia una santa e che le milizie paranaziste che hanno cacciato Yanukovych offrano un grande futuro all'Ucraina è solo un delirio alla Bernard-Henri Lévy. Dissolti i fumi della propaganda, ciò che resta è l'incapacità dell'Occidente di entrare in relazione con i poteri mondiali. Chi al momento esce peggio dalla vicenda ucraina è l'Europa, divisa tra l'apparente linea dura degli Stati Uniti e il bellicismo della NATO da una parte e il pragmatismo mercantile tedesco dall'altra. L'Europa strepita, incapace di agire. Lasciamo con questo il manifesto. Ultimo commento da segnalare, quello di Paolo Berdini sul decreto Salva Roma. Il sindaco Marino non ha colpe, ma sui debiti tace. Questa storia ha dell'incredibile. 22 miliardi di debiti pre-2008, 1 miliardo e 2 di debiti ogni anno da lì in avanti. Questa è la fotografia sintetica di Roma. Abbiamo creato una bad city, non una bad bank. Hanno creato una bad city, cioè una specie di rifiuto, la gestione commissariale, nel quale scaricare 22 miliardi di euro di debiti, una cifra che mette paura solo a pronunciarla in relazione a una sola città, e li hanno messi in questa specie di bad city, di brutta città, diciamo, una scatola societaria che racchiude i debiti precedenti al 2008 e che si chiama gestione commissariale, dove è finito tal Varazzani, banchiere pubblico di lungo corso, che era salito in auge anche all'epoca di Tremonti, ministro dell'economia. Varazzani cosa stia facendo non si sa, però l'idea era fantastica. 22 miliardi di debiti pre-2008, è come se li scorporassimo, li mettiamo là, tanto poi paga il contribuente comunque, e da lì in avanti creiamo un debito di 1 miliardo e 200 milioni ogni anno e poi facciamo il Salva Roma. Comunque lasciamo il manifesto, andiamo alla prima pagina di Libero. Libero decide di aprire pagina 1, 2 e 3 con le conseguenze della crisi sul Made in Italy, il grande saccheggio delle aziende italiane. Dal 1 gennaio del 2008 a oggi sono passati in mano straniera 830 marchi di imprese per un valore complessivo parecchio superiore ai 100 miliardi di euro. Libero pubblica l'elenco completo delle imprese che sono passate di mano e che riempie pagina 2 e pagina 3. Svendita Italia, ecco le 830 aziende che sono state vendute per la crisi. Valentino, Ducati, Coin, Parmalat. Dal 2008 abbiamo perso imprese per 115 miliardi di euro. Fanno gola, moda, cibo e grande distribuzione. Il Made in Italy non muore, scrive Claudio Antonelli in prima pagina, poi pagina 2 e 3 di Libero. Cambia pelle e soprattutto proprietà. Dal 1 gennaio 2008 a oggi sono passate in mani straniere ben 830 aziende italiane per un valore complessivo di poco superiore ai 101 miliardi di euro.
cifra che arriva a 115 miliardi, dal momento che nelle operazioni più piccole gli importi della vendita non sono dichiarati. Nello stesso periodo lo shopping italiano all'estero si è fermato a 340 prede per un capitale più o meno di 65 miliardi. Intanto ecco come il governo riuscirà a restituire 60 miliardi alle imprese, lo scrive Franco Bechis. Renzi si accorda con le banche per dare 60 miliardi alle imprese. Il piano è pronto, prima la garanzia dello Stato, poi l'intervento delle banche e di Cassa Depositi e Prestiti con effetti sul debito e negoziati con l'Unione Europea. È lo stesso argomento di cui si occupa Milano Finanza con l'articolo di Silvia Berzoni a pagina 3. Il governo accelera sui debiti della pubblica amministrazione. Venerdì in Consiglio dei Ministri il piano Renzi per saldare 60 miliardi in un colpo. L'agenzia di valutazione Fitch boccia il meccanismo che è centrato sulla Cassa Depositi e Prestiti, ma Bassanini, presidente della Cassa Depositi e Prestiti, fa sapere che non c'è alcun rischio e respinge queste valutazioni e spiega il suo progetto. La formula per pagare le imprese, 60 miliardi, però nessuno sa quanto è realmente il debito dello Stato verso le imprese. La formula è stata ideata l'anno scorso dal presidente della stessa Cassa Depositi e Prestiti, l'ex ministro Franco Bassanini, e dall'economista Marcello Messori. Class CNBC, cioè l'editore di Milano Finanza e Italia Oggi, stesso editore che fece quel convegno alla Borsa di Milano sul tagliare il debito di cui abbiamo più volte parlato, comunque della questione del pagamento del debito dello Stato alle imprese tramite Cassa Depositi e Prestiti, Milano Finanza ha parlato direttamente con Bassanini a margine della cerimonia per la consegna dei Milano Finanza Global Awards, nel corso della quale è stato premiato Bassanini come banchiere dell'anno, con i soldi dei risparmiatori naturalmente, perché in Cassa Depositi e Prestiti vanno i soldi di chi mette i propri risparmi alle poste, nei buoni, nei libretti postali. Non ho idea se siano 60 miliardi di debito dello Stato verso le imprese, dice Bassanini, parlando del totale dei debiti che può essere liquidato in un colpo solo come vuole Renzi. In questo momento credo che non lo sappia nessuno, dice Bassanini, quant'è il debito complessivo dello Stato alle imprese. Il vantaggio del meccanismo che abbiamo proposto è che non importa la quantità, spiega Bassanini. Tutti i debiti di parte corrente certificati vengono acquistati dal sistema bancario. Attenzione, risparmiatore, contribuente, cittadino e risparmiatore postale in particolare, con la garanzia dello Stato. Cioè cosa succede? Succede che i debiti che lo Stato ha nei confronti delle imprese, cioè i soldi che lo Stato deve pagare alle imprese per lavori fatti, prestazioni fornite, eccetera, che fine fanno? Vengono comprati dalle banche. Attenzione, perché qua comincia a suonare un po' male come cittadino comune e correntista comunissimo. Quindi questa massa, diciamo, di decine di miliardi che nessuno sa quanti siano effettivamente, ma dice Bassanini non importa la quantità, è importante il metodo. Allora, la massa 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, qualcuno ha detto miliardi di euro che lo Stato in tutte le sue articolazioni deve ancora pagare alle imprese. Questa massa enorme di miliardi viene acquistata dal sistema bancario con la garanzia dietro dello Stato. Il meccanismo è semplice, spiega Bassanini, e se il governo decide di approvare un decreto legge nei prossimi 15 giorni, basteranno pochi giorni per renderlo esecutivo. Ora, a occhio, le banche dovrebbero fare dei gran salti di gioia, secondo voi, ad acquistare una massa di roba da pagare a qualcuno? Cioè io acquisto 80 miliardi di euro che sono soldi che devo pagare a qualcuno. Cioè cosa acquisto? Un debito praticamente acquisto. Vediamo di capirla meglio però. È un meccanismo, spiega Bassanini, che non dipende da successivi provvedimenti della pubblica amministrazione. I burocrati non hanno la possibilità di posizionare i loro tradizionali cavalli di Frisia. Lascia perdere i cavalli di Frisia. Mi vuoi spiegare come funziona esattamente? Secondo Bassanini non vale neanche l'argomentazione del rischio che aumenti il debito pubblico, perché il debito pubblico è già aumentato, dice Bassanini. Banchiere dell'anno, attenzione, è stato premiato ieri Bassanini come banchiere dell'anno. Le pubbliche amministrazioni hanno debiti nei confronti delle imprese da cui hanno comprato beni o servizi. Faccio un esempio.
Quando si fa riparare l'impianto idraulico da un idraulico, dice Bassanini, beh, ci mancherebbe altro, da chi lo faccio riparare? Da un biologo. Poi l'idraulico fa la fattura. Il debito però è aumentato nel momento in cui la prestazione è stata fatta, non nel momento in cui si paga la fattura. Il presidente della Cassa Depositi e Prestiti ci tiene però a fare chiarezza sulla sua società. La Cassa, come le sue cugine tedesca e francese, è un'istituzione finanziaria che raccoglie il risparmio delle famiglie. Questo risparmio viene utilizzato con prudenza e attenzione in modo da garantirne una gestione oculata e per sostenere l'economia del paese. Bassanini sta dicendo che fine fanno i risparmi postali degli italiani, che sono quelli che alimentano la grande liquidità, cioè il quattrino della Cassa Depositi e Prestiti. Con i soldi in questione dei risparmiatori vengono finanziate infrastrutture, viene dato credito a medio termine alle imprese, si incentiva l'internazionalizzazione delle imprese e inoltre c'è una piccola parte di capitale di rischio che viene erogata alle imprese che devono crescere e fare investimenti. E questo naturalmente è cosa fa la Cassa Depositi e Prestiti. Ma io non ho ancora capito, sarò tarato e deficiente io, come potrebbe essere attrattivo per le banche comprare decine di miliardi di debiti. Cioè sono soldi che lo Stato deve alle imprese. Se li comprano le banche con la garanzia dello Stato. Lo Stato cosa vuol dire? Lo Stato vuol dire i cittadini, vuol dire i contribuenti, cioè la garanzia gliela diamo noi, di nuovo, su un debito che lo Stato ha fatto, che comprano le banche e lo garantiamo noi. Garantire cosa vuol dire? Che le banche certamente non è che comprano un debito e la storia finisce lì. Cosa fanno? Pagano loro? Comprano il debito di 100 miliardi le banche e pagano loro, che poi pagheremo ancora noi, in definitiva, perché siamo pur sempre tutti chi più chi meno dei correntisti. E se non pagano loro, chi paga secondo voi se è garantito dallo Stato quell'enorme massa di debito? E lo Stato chi è? Sono i cittadini. Quindi al danno la super beffa. Par di capire, perché Bassanini spiega come funziona la cassa, ma non come funziona questo metodo. Gliel'avranno anche chiesto quelli di Milano Finanza. Peraltro, se la risposta è stata questa qui, bisognava chiederglielo una seconda volta a Bassanini, perché non ha spiegato esattamente nulla di come funziona questo miracoloso sistema per pagare i debiti dello Stato alle imprese. Quanto alla proposta sua, Bassanini spiega che, attenzione, attraverso la garanzia dello Stato, ma lo Stato non esiste, lo Stato non c'è. Lo Stato chi è? Cos'è? Sono i cittadini contribuenti, perché altrimenti è una finzione. Lo Stato è una finzione retorica, è un fantasma. Non c'è lo Stato quando si parla di quattrini, esistono i cittadini, i contribuenti. Dunque, attraverso le garanzie dello Stato, tradotto noi, le banche saranno liete, dice Bassanini, attenzione all'aggettivo, le banche saranno liete, felici di acquistare dalle imprese i crediti verso le pubbliche amministrazioni, perché questi crediti, grazie alle garanzie dello Stato, non comportano assorbimento di capitale per le banche. Di conseguenza consentono alle banche anche di migliorare la qualità del loro credito. Nel contempo le imprese avranno liquidità, potranno liberarsi di alcuni debiti in eccesso verso il sistema bancario e potranno avere la liquidità necessaria a riprendere a lavorare e produrre. Sarà una frustrata, è un errore di tipografia che sa di lapsus freudiano, questo qua, sarà una frustrata, una spinta all'economia del paese di cui l'Italia ha bisogno per ripartire. Fatemi capire, cerchiamo di capire insieme. Allora, attraverso la garanzia dello Stato, le banche saranno liete, dice Bassanini, saranno felici di acquistare dalle imprese i crediti verso le pubbliche amministrazioni. Cioè l'impresa X, mettiamo 100 miliardi di crediti che le imprese hanno, cioè le imprese hanno credito, vuol dire stanno aspettando di essere pagate, hanno un credito di 100 miliardi. Questo credito se lo comprano le banche. Le banche devono farsi pagare dallo Stato, c'è la garanzia di Stato, e qui torna appunto in gioco lo Stato, cioè noi. Alla fin fine, che siano le banche ad acquistare dallo Stato il debito o che siano le banche ad acquistare dalle imprese il credito, la massa dei miliardi è sempre quella e il garante siamo sempre noi, il cittadino, perché le banche si faranno pagare dallo Stato.
se non ho capito male. Dunque, attraverso la garanzia dello Stato, le banche saranno felici di acquistare dalle imprese i crediti verso le pubbliche amministrazioni, perché questi crediti, grazie alle garanzie dello Stato, cioè che forniamo noi cittadini, non comportano assorbimento di capitale per le banche. Cosa vuol dire secondo voi? Io non l'ho capito. Non l'ho capito. E siccome stiamo ragionando di un centinaio di miliardi, capirete che la cosa ci interessa come cittadini. Questi crediti, grazie alle garanzie dello Stato, non comportano assorbimento di capitale per le banche. Di conseguenza consentono alle banche di migliorare la qualità del loro credito. Insomma, praticamente cosa vuol dire? Lo Stato paga le banche. Ma lo Stato perché dovrebbe pagare le banche? Cioè, allora, fatemi capire, lo Stato ha dei debiti, quindi deve pagare delle imprese, perché non le paga direttamente, e fa venire in mezzo le banche che diventano lo strumento attraverso il quale lo Stato, cioè sempre noi, paga i debiti. Allora io devo qualcosa a qualcuno e dico no, chiamo un terzo e dico no amico, vieni dentro anche tu nell'affare, io pago te così io non pago più quello là a cui dovevo i soldi, ti pago a te. Mi fate capire qual è il ragionamento? Non lo so, io sarò deficiente, ripeto, ma non capisco. Non capisco perché se io ho un'obbligazione, devo pagare un debito nei confronti io soggetto A, ho un debito nei confronti del soggetto B, chiamo in causa un soggetto terzo C e gli dico adesso pago te per non pagare lui. Quale sarà il beneficio? Io non riesco a capirlo. Qua c'è il trucco a occhio e croce. Allora, di conseguenza consentono alle banche, cioè in pratica se lo Stato invece di pagare il debito alle imprese lo paga alle banche ne avranno certamente una miglior qualità di credito. Nel contempo le imprese avranno liquidità. Questo passaggio però mi sfugge. Com'è che le imprese hanno liquidità? Se io pago le banche poi quello che lo Stato paga glielo ridanno alle imprese. Insomma, si sta facendo il gioco delle tre carte. Infatti i protagonisti sono tre: Stato, cioè noi, banche e imprese. Il gioco delle tre carte si sta compiendo in maniera un po' oscura, perché la spiegazione di Bassanini sì, gli interessi, le banche si fanno pagare gli interessi di solito, ma comunque il discorso di Bassanini non è che sia proprio limpido, non è acqua di fonte quella roba qua. Nel contempo le imprese avranno liquidità, potranno liberarsi di alcuni debiti in eccesso verso il sistema bancario, potranno avere la liquidità necessaria a riprendere a lavorare, a produrre. Sarà una frustrata, dice Bassanini, un errore di tipografia ma abbastanza significativo, sarà una frustrata. Qua a occhio e croce, frustrato mi sa che sarà il contribuente alla fine di sto giro di valzer. Alla Padania ci arriviamo, alla prima pagina della Padania, con calma, dopo la pubblicità, così manteniamo la suspense, vendiamo qualche copia in più, comprate il quotidiano e torniamo però al Libero. Dopo questa storia di Franco Bechis, ecco come il governo riuscirà a restituire 60 miliardi alle imprese. Vediamo se ce la spiega un po' meglio Bechis. Allora, il testo sta circolando in bozza, tanto da approdare già al Consiglio dei Ministri di questa settimana per l'esame preliminare. Matteo Renzi darà seguito alla prima promessa: debiti della pubblica amministrazione con le imprese. Grazie a un sostanziale accordo con l'Associazione Banche Italiane, la Cassa Depositi e Prestiti, spiega Bechis, se l'ha capito lui possiamo sperare di capirne qualcosa anche noi. Ci rimane Bechis, insomma, per capire qualcosa di quello che non abbiamo capito dalle parole di Bassanini. Grazie a un accordo con l'Associazione Banche Italiane, Cassa Depositi e Prestiti e al via libera da parte della Commissione Europea verranno davvero pagati gran parte degli arretrati alle imprese creditrici di ministeri, regioni, province e comuni. Lo stock del debito accumulato dall'Italia è stato stimato in 75-80 miliardi. Lo stock che potrà essere smobilizzato con il nuovo provvedimento Renzi dovrebbe ammontare a 60 miliardi. Anche se gli aspetti tecnici hanno bisogno di qualche messa a punto, scrive Bechis su Libero, sono tre i passaggi. Lo Stato certifica l'esistenza di quei debiti fornendo la propria garanzia alla solvibilità. Le banche sono disposti a rilevarli dalle imprese creditrici, espandendo così la propria attività senza rischio in un momento cruciale, e la Cassa Depositi e Prestiti fornirebbe di fatto una garanzia secondaria, intervenendo in seconda battuta per rilevare dalle banche i crediti degli enti locali in difficoltà coi tempi di pagamento,
spalmando su più anni la vita di quel debito a condizioni di favore. Per arrivare a quella triangolazione fra debitori, banche e Cassa Depositi e Prestiti, il governo ha prima separato all'interno della massa dei debiti quelli correnti da quelli in conto capitale. Il motivo è semplice: i primi sono già stati calcolati nell'indebitamento della pubblica amministrazione nell'anno di stipula dei contratti commerciali con i fornitori. Hanno già inciso sul delicato rapporto deficit-PIL, registrato ogni anno ufficialmente da Eurostat. Gli investimenti, le spese contratte in conto capitale, vengono invece ammortizzati di anno in anno. La quota annua viene calcolata di volta in volta nell'indebitamento netto della pubblica amministrazione. Vero che sono debiti anche quelli contratti con le imprese come tutti gli altri, ma fossero pagati in un colpo solo, l'Italia sfonderebbe il tetto del 3% nel rapporto deficit-PIL. Non ha altra soluzione che restituire quei soldi un po' alla volta alle imprese, utilizzando i margini di deficit di volta in volta disponibili. I 60 miliardi che di fatto, grazie alla garanzia pubblica, le banche anticiperebbero alle imprese, riguardano comunque debiti commerciali immediatamente liquidabili e quindi nel giro di breve tempo, non 15 giorni ma qualche settimana, potrebbero entrare in circolo e risolvere molti problemi di cassa del sistema. Il tema delicato resta quello dell'effetto che questa iniezione, sicuramente shock sull'economia italiana, avrebbe sui conti pubblici. Allora, io credo di aver capito una cosa, che a questo punto la massa di 60 miliardi di euro di debiti dello Stato alle imprese viene liquidata attraverso le banche, ma le banche dove vanno a prendere questi soldi? Se la garanzia è dello Stato, dobbiamo fornirla noi. Allora, da dove saltano fuori questi soldi qua? Alla fin fine, alla radice, sempre dallo Stato. Che bisogno c'è di mettere in mezzo le banche? Punto primo. Comunque, sarà una luminosa idea. Non inciderebbe sul rapporto più delicato deficit-PIL, ma una volta fornita la garanzia statale, quei 60 miliardi inevitabilmente andrebbero contabilizzati nel debito pubblico italiano, cosa finora non avvenuta. Questo significa che il rapporto debito-PIL crescerebbe di circa 3-4 punti percentuali nel 2014, creando all'Italia problemi non nel breve ma nel medio termine. Renzi può contare su un documento ufficiale della Commissione europea che esclude procedure di messa in mora per gli effetti che il pagamento dei crediti vantati dalle imprese con la pubblica amministrazione può avere sul debito pubblico. Ma il 1 luglio 2015 entrerebbe in vigore il trattato sul Fiscal Compact e l'Italia sarebbe costretta a fare una manovra di rientro dal debito ancor più pesante di quella che si immaginava, intorno a 45-50 miliardi su base annua. C'è tempo per cercare di cambiare i metodi di calcolo e forse l'entrata in vigore dello stesso Fiscal Compact, una delle ipotesi, bla bla bla. Insomma, abbiamo capito, non credo molto di più di prima, però bisogna capire chi ce li mette alla fin fine questi soldi, perché il punto fondamentale è quello lì. Andiamo in pubblicità, che dite? Sì.
la salute. E allora chiamiamo subito l'800 22 20 20 perché per i veri padani il caffè padano non può mancare nelle nostre case. E poi Sammy, tu che tutti i giorni ormai da un paio d'anni bevi il nostro caffè, vorrei sapere le persone che vengono in studio cosa dicono del nostro caffè. Sono sempre felici, è la prima cosa che ci chiedono, ma noi lo ricordiamo sempre, signori. Se non avete ancora assaggiato il caffè padano, venite a trovarci negli studi di Milano di Radio Padania e quando entrate, dopo averci dato la mano, ci chiedete il caffè padano. Vedrete che squisitezza. Grazie Giampaolo! Un saluto a tutti! E veniamo alla prima pagina della Padania di oggi. Mai le vittime in galera. Oggi ad Arzago Matteo Salvini incontra Antonio Monella, imprenditore condannato per l'omicidio di un ladro. Il paese si mobilita in suo favore a partire dal sindaco del PD, mentre il Carroccio ribadisce in aula alla Camera il no a qualsiasi forma di indulto. Poi in prima pagina sulla Padania c'è il memo meno 81 giorni pochini alle elezioni europee, e poi la questione del Salva Roma, presidio in Regione Lombardia, Salvini, da Renzi solo chiacchiere, e sempre da Regione Lombardia, fondi maternità, il 75% va agli stranieri, servono nuovi criteri, dice l'assessore alla famiglia Cristina Cantù. Quanto al primo piano della Padania, c'è la questione del del cittadino bergamasco Antonio Monella, imprenditore condannato per l'omicidio di un ladro. Salvare Antonio dal carcere è una battaglia senza colore politico. Si tratta di aiutare un padre di famiglia, un grande lavoratore, una brava persona apprezzata da tutti. Il nostro concittadino e i suoi cari hanno già vissuto anni di sofferenza, dobbiamo evitare che si consumi una tragedia nella tragedia. Sono le parole di Gabriele Riva, sindaco di Arzago d'Adda e segretario provinciale bergamasco del Partito Democratico, che spiega la sua decisione di chiedere la grazia per Antonio Monella, imprenditore condannato in via definitiva a 6 anni e 2 mesi, oltre a 150.000 euro di risarcimento, per l'omicidio di un ladro albanese avvenuto nel 2006. 150.000 euro di risarcimento non sono certamente una parte minore della condanna. Una scelta, quella del sindaco del PD, condivisa con forza dalla Lega Nord, che col segretario provinciale bergamasco Daniele Belotti ha cominciato a mobilitarsi. La stampa locale parla di strana alleanza, ma nel dibattito politico, dice il segretario provinciale del PD e sindaco di Arzago d'Adda, nel dibattito possono esserci divergenze su vari temi, ma non è certo questo il caso. Conosco Belotti, c'è reciproca stima, sono contento che la Lega abbia accettato questa logica, dice il sindaco di Arzago d'Adda. La macchina del Carroccio si muove, il segretario federale Matteo Salvini ha dato la sua adesione e il caso è stato portato all'attenzione della Camera dei Deputati. Sempre poi dal primo piano della Padania di oggi, il bluff del sindaco Marino che fa acqua da tutte le parti. Da quando è stato eletto 9 mesi fa ha collezionato solo problemi, scelte sbagliate e gaffe. In città aumentano anche i poveri, 100.000 persone vanno alle mense per i poveri, che non è peraltro purtroppo un fenomeno solo di Roma. E sempre dalla Padania di oggi, un presidio al Pirellone contro il decreto Salva Roma, con le parole del leader della Lega Salvini. Sul Salva Roma i patti erano chiari e l'amicizia lunga, l'Italia diventava uno Stato federale serio e responsabile, ognuno si pagava i suoi debiti e per il passato lo Stato avrebbe dato una mano a Roma. Risultato? Il federalismo è rimasto in un cassetto, ma Roma continua a fare debiti. Vuole ospitare le Olimpiadi, fa le feste, si porta a casa $500 milioni all'anno. C'è qualcosa che non torna, o tutti pagano o nessuno paga. Un missile lanciato, scrive la Padania, e poi la legnata sul governo. Renzi è un chiacchierone, dice Salvini, spero che venga a Milano il meno possibile. A Treviso ha incontrato tutti tranne gli operai. Per venire a Milano si riempie le tasche di quattrini, altrimenti le arance se le prende in faccia anche a Milano, dice Salvini, che con tutto il gruppo consigliare del Carroccio al Pirellone, insieme agli assessori in quota Lega, ieri era appunto davanti a Regione Lombardia a protestare contro le norme Salva Roma. A pagina 6 della Padania c'è un'intervista invece a un altro sindaco, Renato Pasinetti, sindaco di Travagliato, Brescia, eletto in coalizione Lega Nord e PDL lo scorso maggio. La crisi del Nord e le colpe di Roma, io sindaco in trincea. Travagliato, Brescia, dove un imprenditore
rimasto disoccupato, si è suicidato. Il sindaco parla dell'oppressione burocratica e dello Stato che uccide il lavoro. La politica di Roma è lontana come non mai dalla provincia lombarda, colpita dalla crisi economica, e lo si è visto per l'ennesima volta a Travagliato, dove un imprenditore edile 42enne disoccupato da 2 anni si è suicidato impiccandosi nella casa dove viveva con le 3 figlie adolescenti e la moglie, anch'ella senza lavoro, a una settimana da una rapina che l'uomo aveva tentato per disperazione presso un distributore di benzina e che gli era costata gli arresti domiciliari. Un dramma rappresentativo del crescente disagio del tessuto sociale del Nord e di un paese dove nel 2013 111.000 aziende hanno chiuso, 14.000 hanno dichiarato il fallimento. Lo Stato opprimente sta uccidendo le nostre imprese, costrette a chiudere perché soffocate da una burocrazia inutile e da un numero crescente di tasse, dice Renato Pasinetti, sindaco appunto di Travagliato. Sta cercando con tutti i mezzi di sostenere un'economia locale colpita a morte il sindaco Pasinetti. Nuclei familiari in grandissima sofferenza. Si scontra con muri che andrebbero abbattuti, dice Pasinetti, per liberare le risorse necessarie. I muri sono il fisco ingiusto, il patto di stabilità dei comuni e la giungla burocratica. Chiudiamo dalla Padania di oggi con pagina 10 sul Veneto. Il Carroccio chiede la regionalizzazione del debito pubblico. Il prezzo della libertà in Veneto vale 117 miliardi di euro. La nostra parte di debito pubblico se fosse regionalizzato, dice il capogruppo leghista in regione Federico Caner, all'indomani della grande raccolta firme a sostegno dell'indipendenza del Veneto, che ha portato ai 500 gazebo sul territorio oltre 100.000 cittadini. Questa parte di debito, 117 miliardi, li ripagheremmo tenendo il nostro residuo fiscale che ammonta a 21 miliardi all'anno in pochi anni, dice Caner. Dopodiché saremmo liberi. Sembra un paradosso, ma è il costo dell'indipendenza di un Veneto che non ha responsabilità sul debito pubblico, produce un PIL pari a 4 regioni del sud e non vuole affondare insieme al Titanic Italia, dice Caner. Mi impegno a portare in aula il progetto di legge sul referendum per l'indipendenza appena passerà il bilancio di previsione, ha detto Caner. A guardare i dati, la richiesta di indipendenza non è infondata, anzi, se prendiamo l'intero ammontare del debito pubblico, che ormai supera il 130% del PIL e sottrae al Paese 85 miliardi all'anno di interessi, terza voce di spesa dopo sanità e sociale, prima dell'istruzione, potremmo decidere di ripartirlo equamente tra le 20 regioni, attraverso la media di 3 criteri: la responsabilità storica, la demografia e la capacità fiscale. In questo modo, ha detto Caner, il Nord si accollerebbe una quota di debito di 734 miliardi, il 36,8% del totale, il centro 331, il sud 930. Al Veneto spetterebbero 117 miliardi, 23.900 euro pro capite. È il prezzo della nostra libertà, ce lo ripagheremo in circa 6-7 anni, più o meno, anzi meno, in 6 anni circa, perché il residuo fiscale del Veneto, cioè la differenza fra dare e avere dal punto di vista del fisco per i cittadini veneti, è di 21 miliardi all'anno. Con 21 miliardi tenuti in saccoccia, invece di darli a Roma, si ripagherebbero i 117 miliardi di debito pro quota, diciamo così, dell'intero Veneto, di debito pubblico. Se il debito pubblico fosse diviso per regioni, e tenendo buoni questi conti, 117 miliardi di debito pubblico andrebbero ripagati dal Veneto, in 6 anni di residuo fiscale a 21 miliardi di residuo fiscale all'anno ce la fa. Chiudiamo dalla Padania con la questione dei fondi maternità in Lombardia. Il 75% va agli extracomunitari. Servono nuovi criteri, dice l'assessore alla famiglia Cristina Cantù. Negli ultimi 3 anni stanziati 18 milioni, di questi oltre 13 sono stati destinati a cittadini stranieri. Rivedere i percorsi in base alle reali necessità e ai fabbisogni dei territori. Il PD controbatte, i figli non hanno colore. E infine, sempre dalla Padania, scoperta la banca dell''ndrangheta in Brianza. In un ufficio di Seveso, il presunto boss pensa bene, gestiva centinaia di milioni di euro frutto di estorsioni e prestiti a usura, grazie alla collusione con imprenditori e impiegati postali. Fra le vittime l'ex presidente del Varese Calcio Antonio Rosati.
In un'intercettazione spunta il nome dell'ex assessore regionale Massimo Ponzoni. Abbiamo portato uno su al vertice, dicono i mafiosi, parlando di Ponzoni, già assessore della giunta Formigoni. Chiudiamo con l'ultima pagina della Padania, il Basta Euro Tour, che vede la sua prossima tappa il 15 marzo a Torino con Matteo Salvini e il professor Claudio Borghi Aquilini, che peraltro avremo con noi in onda libera oggi alle 11, per annunciare anche una collaborazione periodica con Onda Libera da qui alle prossime elezioni europee quantomeno, e per approfondire mano a mano l'opuscolo con le 31 domande e 31 risposte sulla questione dell'euro. A proposito però di Lega e di Lombardia, c'è un'intera pagina 3 dell'inserto del Foglio di oggi, l'articolo è di Cristina Giudici, che è andata a chiacchierare con Roberto Maroni al 35° piano di Palazzo Lombardia. C'era una volta un barbaro, è il titolo della paginata che il Foglio con Cristina Giudici dedica a Roberto Maroni. Al 35° piano di Palazzo Lombardia, dove Maroni guida l'unica locomotiva d'Italia che ancora tira. Il PIL della Lombardia è cresciuto del 3% e si intende più con Lupi che con la Lega. Nell'ultimo trimestre 2013 la produzione industriale lombarda nelle aziende con più di 50 addetti è cresciuta del 3,4%. A Maroni manca una visione perché sa che non può fare la macro regione del nord, dice il renziano Alessandro Alfieri del PD. Quando scadrà il suo mandato dirà, come Robert De Niro in C'era una volta in America, sono andato a letto presto. L'attenzione al lavoro e alle imprese che gli ha fatto guadagnare consensi nei salotti confindustriali e fra le piccole e medie imprese. La fotografia è quella di Roberto Maroni davanti al poster di Balotelli, il centravanti del Milan. Quando era un barbaro sognante in lotta contro il cerchio magico dell'Umberto, tutti lo chiamavano Bobo. Ora probabilmente sogna di venir ricordato come Mister 3%, nel senso del PIL della Lombardia. Il governatore Maroni, scrive Cristina Giudici all'inizio del suo lunghissimo pezzo, può contare su un trend economico incoraggiante e controcorrente rispetto all'Italia. Come ha raccontato Maroni al Foglio, in una conversazione nell'ufficio che fu del Celeste Formigoni, al 35° piano di Palazzo Lombardia, nell'ultimo trimestre del 2013 la produzione industriale lombarda nelle aziende con più di 50 addetti è cresciuta del 3,4%, mentre, secondo l'Istat, nel resto d'Italia è scesa del 3%. Un trend dovuto all'export, spiega lui, che oggi chiamano tutti il Gubernatur, scrive Cristina Giudici. Si tratta di una congiuntura che però va interpretata, aggiunge Maroni, perché è a macchia di leopardo. Alcuni settori hanno rialzato la testa, altri sono in grave difficoltà. Ciò che sto cercando di fare è coniugare impresa, ricerca e innovazione. Promuovere un circolo virtuoso, spiega Maroni, spingere l'acceleratore sulla vocazione all'investimento della Lombardia, dove gli imprenditori possano contare anche sui cervelli che vengono dalle università. Io ne ho messe in rete 13, e i centri di ricerca, per non limitarsi a resistere, aiutare le aziende, come abbiamo fatto con Whirlpool a Varese, e offrire condizioni più vantaggiose per produrre e investire in Italia. Dice Maroni al Foglio. Certo, commenta Cristina Giudici, oggi Maroni sta in un partito che è all'opposizione in Parlamento, ma poi sta anche un po' al governo, in una situazione, diciamo così, di cuginanza tramite il rapporto di ferro con Maurizio Lupi, ministro alfaniano alle infrastrutture, uomo pivot anche per le sue ascendenze formigoniane nel mondo milanese e dell'Expo. E poi c'è Maurizio Martina, oppositore politico ma renziano bergamasco al Ministero dell'Agricoltura, dunque altro riferimento strategico per Expo, perché tutto per i prossimi 2 anni in Lombardia gira attorno all'Expo. Sul premier Renzi ha espresso molte riserve e critiche Maroni, soprattutto in merito alla sua mancata presenza sulla sfida dell'Expo. E a chi considera Renzi un erede di Berlusconi per la capacità di star sul palcoscenico, irriverente, capace di colpi di scena, con la battuta sempre pronta, l'aria di chi pensa ad avere l'asso nella manica, Maroni replica con la sua consueta ironia, che ora lascia andare più a briglia sciolta. La differenza fra Renzi e Berlusconi, dice Maroni, è che il Cavaliere non era solo l'attore protagonista, ma anche l'impresario e il proprietario del teatro.
Renzi invece ha dovuto fare sloggiare l'impresario, l'attore protagonista Enrico Letta, per salire sul palco. Il governatura ha un solo obiettivo: sbloccare i fondi dell'Expo, e poi il pezzo continua lunghissimo. A proposito del Foglio, vediamo in prima pagina, tra l'altro sul Foglio, un articolo dedicato alla finanza ucraina, o meglio, alle implicazioni finanziarie della questione ucraina. Prodi, europeista filo Putin, sta consigliando la banca Unicredit. Non ci sono solo i gasdotti europei a tremare. A Kiev fanno affari anche molte banche europee, italiane incluse. Unicredit, seconda banca italiana, è la più esposta in Ucraina tra quelle col passaporto italiano. Si parla di 3 miliardi e qualcosa di euro. Così alcuni osservatori maliziosi non hanno mancato di sottolineare il tempismo e le modalità con cui Unicredit sta rafforzando la sua rete diplomatica. 2 settimane fa Romano Prodi, ex presidente del Consiglio e della Commissione europea, è diventato presidente dell'International Advisory Board a titolo gratuito di Banca Unicredit. Prodi è succeduto a Giuliano Amato, costretto a lasciare il suo posto perché nominato giudice della Corte Costituzionale. 440.000 euro all'anno più 31.000 di pensione al mese. Che il cambio al vertice sia avvenuto proprio adesso sarà pure una casualità, ma gli effetti dell'avvicendamento non saranno nulli per il peso diplomatico del supercomitato di consulenti della Banca Unicredit. La nomina di Prodi, guarda caso, è stata ufficializzata il 21 febbraio, nello stesso giorno in cui Prodi firmava un editoriale sull'International New York Times, nel quale avvallava, oltre a una soluzione diplomatica nei confronti di Putin, alcune tesi propagandistiche del Cremlino. Ma in prima pagina sul Foglio c'è anche l'Andreas Version di Andrea Marcenaro. Accendendo ieri mattina la TV per vedere Agorà, il programma di Rai 3, non abbiamo potuto evitare un vero e proprio salto sul letto, allorché, con un intervento a sorpresa, il senatore dei Popolari per l'Italia, ex ministro della Difesa, il ciellino Mario Mauro, si è letteralmente espresso così. Ha detto Mauro: vorrei mandare a fare in culo tutti quelli che ce l'hanno con l'Europa. Ora, commenta Marcenaro, il senatore Mauro va senz'altro annoverato tra coloro cui sta particolarmente a cuore il nostro bene, per cui se quella sparata aveva fatto non poteva essere che per nobili motivi, col risultato però di cancellare una delle poche certezze che ancora ci rimanevano. In una politica dove i duri sono sempre troppi e anche i molli sempre troppi, e dove l'estremamente moscio si contrappone con irritante frequenza allo stupidamente rigido, il comparire di Mauro in TV aveva il pregio di produrre un effetto tranquillizzante. Ah, ci dicevamo fino a ieri, ecco quello barzotto. E invece se ne è uscito con questa frase: vorrei mandare a fare in culo tutti quelli che ce l'hanno con l'Europa, ha detto l'ex ministro della difesa Mario Mauro. Una delle frasi del giorno sicuramente. Mentre Avvenire, il quotidiano cattolico, in prima pagina mette tra le altre cose la notizia che viene dal Belgio: il re del Belgio ha firmato la legge sull'eutanasia estesa ai bambini, primo paese al mondo ad applicarla, ignorata una petizione di 200.000 europei. La nuova legge, che consente anche ai minori senza limiti di età di chiedere l'eutanasia di fronte a mali incurabili, è ora in vigore in Belgio. Il re Filippo ha infatti firmato il testo nonostante una petizione di 200.000 europei che gli chiedevano di rimandarlo alle Camere. Il Belgio diventa il primo paese al mondo a consentire l'eutanasia a minori su loro richiesta. Naturalmente però va vagliata, non è che sia una richiesta automatica che immediatamente dà la morte. Comunque in Olanda già esiste una legge analoga, ma è prevista un'età minima di 12 anni. A nulla sono valse anche le numerose proteste in Belgio contro questa legge, approvata in fretta lo scorso 13 febbraio da una maggioranza diversa da quella che sostiene il premier socialista Di Rupo. Contrari i cristiano-democratici fiamminghi e valloni, a favore socialisti, liberali, verdi, nazionalisti fiamminghi moderati. Al centro l'estensione di una legge in vigore già dal 2002 in Belgio che consente ad adulti malati di chiedere ai sanitari un'iniezione letale per porre fine a gravi malattie o a sofferenze, o anche di lasciare indicazioni, ad esempio in casi di demenza da Alzheimer, con validità massima però di 5 anni. La modifica consente anche ai minori di scegliere l'eutanasia, ma servirà l'ok dei genitori.
facendo riferimento alla capacità di discernimento del bambino con la garanzia che ciò che esprime sia ciò che comprende. A valutarlo saranno psichiatri dell'età evolutiva e psicologi. Inoltre, la modifica prevede che la dichiarazione anticipata di adulti in caso di futura demenza possa essere illimitata, ampliando enormemente le possibilità di eutanasia di malati di Alzheimer. E sempre dalla prima pagina di Avvenire, un'altra questione viene affrontata nel commento di Vittorio Possenti: la cultura del gender, una mossa per negare la realtà. La rivoluzione in corso scalza tradizioni millenarie e attraverso i grandi mezzi di comunicazione internazionali si propaganda una nuova antropologia che rifiuta l'idea di una natura umana comune. La questione del gender, cioè non più solo uomo, donna, maschio, femmina. Una deriva culturale che vuole negare la realtà, l'avanzata di una nuova antropologia cosiddetta laica. E infine, sempre dalla prima pagina di Avvenire, perseguitati anche soltanto per una Bibbia, ha detto il Papa che ci sono più martiri oggi che nei primi secoli del cristianesimo. E a pagina 14 di Avvenire c'è l'articolo in questione: più martiri oggi che all'inizio della Chiesa, i cristiani condannati anche perché semplicemente hanno la Bibbia. In quali paesi? Però, tanto per essere chiari. Comunque, lasciamo Avvenire e andiamo alla prima pagina del secolo XIX. Qui c'è la questione sempiterna del troppo degrado nel centro di Genova. Ora anche i privati chiudono a chiave le strade. Dopo i vicoli arrivano altri sbarramenti notturni nel salotto buono della città. Altri cancelli, ma non nei vicoli, dove il sistema per frenare il degrado ha fatto la sua comparsa già anni fa. Gli sbarramenti sono spuntati nel salotto buono di Genova per chiudere di notte i tunnel che collegano Corvetto e via 12 ottobre. La scelta dei residenti, proprietari dei passaggi, divide i commercianti. C'è poi Marco Menduni in prima pagina sul Quotidiano Genovese, che si occupa della banca dati del DNA e delle dicerie che fioriscono su internet. Chi non si fa schedare perde il diritto di voto, ma non è vero. Il Grande Fratello, finché è un gioco come il programma televisivo, ok, scrive Menduni, ma quando si insinua così tanto nella vita delle persone da arrivare alle eliche del DNA, allora rischia di diventare indigesto. Sarà per questo che mentre gli spot televisivi del governo annunciano il debutto della Banca Nazionale del DNA, Internet si riempie di falsi che sembrano confezionati ad arte per alimentare la tensione e far sospettare ai cittadini che qualcuno prima o poi potrebbe bussare alla porta di casa per farsi consegnare un capello, un po' di saliva, una goccia di sangue. Sulla rete gira un annuncio: dal 2015 chi non andrà alla SL a consegnare il suo codice genetico pagherà una super multa e perderà i diritti elettorali. Ovviamente sono tutte balle, scrive Menduni, ma in questo momento di avvicendamento di governi diventa difficile farsi smentire tali annunci. Il prelievo del DNA toccherà soltanto, secondo la legge, chi è coinvolto in qualche procedimento giudiziario, ma anche il garante della privacy cova più di un dubbio sulla legge, e l'aveva pure quando era solo disegno di legge, e dà un colpo di freno al regolamento attuativo. In soldoni rischia di finire in un archivio criminale chi è sottoposto anche per un breve periodo a un provvedimento restrittivo, rivelandosi poi magari del tutto innocente, scrive il secolo XIX in prima pagina. Tra boicottaggi, guerriglia web, perplessità e difficoltà tecniche, neanche la cronaca dà una mano, perché non sempre l'analisi del DNA, nemmeno se eseguita con i mezzi più aggiornati, garantisce la soluzione dei delitti. Debutta dunque la banca dati, deve ancora partire, ma fa paura la banca del DNA e si riapre il dibattito dopo la sentenza su via Poma. La legge del 2009 adesso si prepara a diventare operativa. Lasciamo però il Quotidiano Genovese, andiamo in pubblicità e poi vediamo infine un paio di notizie dal Sole 24 Ore e da Italia Oggi. Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner o un socio finanziatore per sviluppare
Castagna Libera. Chiama il numero 02 66 23 44 22. Dal Sole 24 Ore di oggi, dopo l'articolo di ieri che completeremo e finiremo di leggere e commentare oggi in Onda Libera su le peripezie, diciamo così, dei concessionari del Lotto e del Super Enalotto e il ruolo dell'ex capo di gabinetto del Ministero dell'Economia, uno dei dirigenti più pagati d'Italia e più potenti d'Italia, Vincenzo Fortunato, l'ha raccontato ieri in prima pagina sul 24 Ore Claudio Gatti. Dopo l'articolo di ieri, il Partito Democratico chiede al Ministro dell'Economia Padoan di avviare verifiche su Fortunato. Il Ministro dell'Economia avvii una verifica sugli incarichi passati e presenti di Vincenzo Fortunato al Ministero dell'Economia, alla luce delle notizie di stampa che ipotizzano danni erariali per centinaia di milioni causati da mancati introiti sulle concessioni del gioco d'azzardo. Lo hanno affermato i deputati del PD Anzaldi, Bonaccorsi, Gelli e Magorno, preannunciando la presentazione di un'interrogazione al Ministro dell'Economia dopo l'inchiesta pubblicata ieri sul Sole 24 Ore. Secondo l'inchiesta, hanno spiegato i deputati del PD, con la documentazione della Corte dei Conti, negli anni in cui è stato capo di gabinetto del Ministero dell'Economia, incarico che ha ricoperto per oltre un decennio, fino a pochi mesi fa, Fortunato avrebbe avuto responsabilità in merito all'assegnazione di concessioni del Lotto e del Super Enalotto svantaggiose per l'erario, pur in presenza di documenti e atti favorevoli al Ministero. Ancora oggi Fortunato riveste cariche di rilievo come la presidenza della SGR, il Fondo per le vendite di immobili statali, e anche la carica di commissario liquidatore della società Stretto di Messina. Padoan faccia luce, chiedono alcuni deputati del PD. Mentre Roberto Galullo si occupa, come molti del resto oggi su svariati quotidiani, dell'indagine sull''ndrangheta in Brianza che ieri ha portato ad alcuni arresti, operazioni dell'antimafia della polizia contro riciclaggio e corruzione, lo sportello bancario clandestino dell''ndrangheta in Brianza. Da un tugurio in una casa di corte di Seveso muovevano centinaia di milioni di euro di provenienza delittuosa per investirli nell'immobiliare e nella finanza. La preoccupazione della magistrata Boccassini: abbiamo trovato imprenditori usurati e malmenati che hanno preferito non denunciare. Niente pubblicità, nessuna vetrina in centro storico, zero cortesia. Al contrario, la banca abusiva dell''ndrangheta della provincia di Monza e Brianza era un tugurio, come loro stessi lo definivano, all'interno di una vecchia casa di corte di Seveso, strutturato in un unico monolocale senza finestre né bagno, all'interno del quale i servizi offerti variavano dalle minacce alle ritorsioni. Con l'operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano che ha coordinato l'indagine, procuratore aggiunto Boccassini, sostituto d'Amico, la polizia che l'ha condotta, ieri sono state arrestate a vario titolo 40 persone, 19 ai domiciliari, per associazione mafiosa, riciclaggio, usura, estorsione, corruzione, esercizio abusivo del credito, intestazione fittizia di beni e società, sequestri per decine di milioni in beni. Da quel tugurio, la banca clandestina dell''ndrangheta, secondo l'antimafia e la polizia di Milano, muoveva abusivamente l''ndrangheta centinaia di milioni all'anno di provenienza delittuosa, investendoli in operazioni finanziarie e speculazioni immobiliari illecite. Era talmente liquida la banca clandestina dell''ndrangheta che si permetteva non solo di finanziare le imprese, ma perfino di investire in attività di copertura in Svizzera e a San Marino, paesi nei quali fiorivano conti correnti, e di mettere in piedi o rilevare attività commerciali e imprenditoriali, dai lavori pubblici a edilizia, trasporti, settore nautico, energie rinnovabili, alcune delle quali servivano da schermo per i capitali illeciti. La presunta associazione mafiosa aveva a disposizione così tanti soldi che non solo riusciva a stipendiare alcuni affiliati e distribuire gli utili tra i fedelissimi, ma attraverso il ricorso a spalloni esportava soldi in Svizzera a colpi di 173.000 euro e otteneva, con la compiacenza di alcuni funzionari bancari e postali che venivano corrotti per omettere i controlli antiriciclaggio previsti per legge, leasing e mutui bancari che costituivano ulteriore provvista liquida da impiegare in operazioni finanziarie. In quell'ufficio hanno avuto la possibilità di irretire imprenditori, alcuni dei quali hanno visto la convenienza di frodare lo Stato con fatture false, assegni con prestanome e altro, ha dichiarato Boccassini.
e ciò per favorire se stessi, non le proprie aziende né il nostro paese. Al centro di tutto la potenza economica dell''ndrangheta, che avendo capitali freschi in un periodo di crisi diventa attraente per molti, ha detto Boccassini. Un elemento preoccupante è il fatto che ancora una volta abbiamo trovato imprenditori perfino malmenati che hanno preferito non denunciare. Agli imprenditori è mancato il coraggio di denunciare, ha ricordato anche il capo della squadra mobile di Milano, Alessandro Giuliano, con il GIP Simone Luerti, che il 12 febbraio ha firmato 706 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare. La presunta associazione mafiosa vendeva agli imprenditori che ne facevano richiesta somme di denaro contante a un costo variabile tra il 5 e il 10% del capitale erogato. Tutti cadevano nella rete. Tra le vittime il vicepresidente esecutivo del Genoa, Antonio Rosati, e l'ex presidente della Nocerina, 2 società di calcio, Giuseppe De Marinis. A capo di questo universo finanziario parallelo, secondo la Procura di Milano, Giuseppe Pensabene, 48 anni, di Montebello Ionico, Reggio Calabria, residente a Seveso, che dopo gli arresti dell'Operazione Infinito del 13 luglio 2010 era diventato il co-reggente della locale di 'ndrangheta, cioè la cellula strutturata con almeno 50 affiliati di Desio. Secondo gli inquirenti è affiliato formalmente alla cosca Imerti di Villa San Giovanni e di Fiumara Guardia, Reggio Calabria, fin dagli anni '80 e ha operato come fiduciario alle dipendenze del capobastone Antonino Imerti. In alcune intercettazioni lui stesso si definisce una lavanderia. È interessante notare che il riciclaggio a tutto campo di denaro sporco proveniva per lo più dalle cosche dell''ndrangheta reggina, ma anche da quelle della Lombardia. Tutti i diversi reati che Pensabene compie hanno come scopo ultimo il riciclaggio, tanto che anche le usure, le estorsioni, l'esercizio abusivo del credito finiscono per essere forme di riciclaggio. Uno dei suoi principali collaboratori ha definito Pensabene come una sorta di Banca d'Italia. Intercettato all'interno del Tugurio, si lascia andare a questa dichiarazione. Ah, già stasera la devi vedere? Mannaggia, ci vuole la Banca d'Italia per davvero con te. Abbiamo bisogno della Banca d'Italia. Tutti i giorni abbiamo 50, 60, 30. 1000 naturalmente. Secondo la ricostruzione che si può leggere nell'ordinanza, il braccio destro di Pensabene si riferisce a somme appunto dai 30 ai 60.000 euro. Il Sole 24 Ore intervista poi Lucrezia Ricchiuti, 58 anni, da un anno siede in Senato dopo essere stata eletta nel PD e da ottobre fa parte della Commissione Antimafia. Prima, per una decina d'anni, è stata all'opposizione nel comune di Desio, poi vice sindaco. Qualunque sia il ruolo che ricopre, ha sempre denunciato la presenza dell''ndrangheta nella provincia di Monza Brianza, facendo nomi e cognomi. Ho sempre detto che l''ndrangheta non finisce con un'indagine come quella importante Crimine Infinito del 2010, dice Lucrezia Ricchiuti al Sole 24 Ore. Si sa che ci sono parenti e affiliati che continuano, bisogna continuamente vigilare, c'è stato un salto di qualità. Continuano le estorsioni, ma adesso si mettono in proprio o rilevano imprese decotte con la forza. Poche denunce, c'è omertà assoluta legata a una paura diffusa, ma le forze dell'ordine fanno indagini. Anche per questo non si giustifica la paura. Essere omertosi non paga. E sempre dalla stessa pagina del Sole 24 Ore, spostandoci dalla Lombardia, dalla Brianza al Lazio, il clan Fasciani si mimetizzava fra ristoranti, lidi e discoteche. Un'altra delle attività di investimento dell''ndrangheta. Chiudiamo questo primo giro, peraltro lungo, fra le prime e non solo prime pagine dei quotidiani di oggi, con Italia Oggi. A pagina 2 si può leggere l'analisi del direttore Pierluigi Magnaschi: diventati ministri ci si può divertire, l'obiettivo di molti non è governare ma farsi vedere. E il direttore di Italia Oggi parte dalla ministra della difesa Pinotti. Sotto il mirino finisce in questo editoriale il neo ministro della difesa Roberta Pinotti che, scrive Magnaschi, domenica mattina, in piena crisi dell'Ucraina, ha trovato il tempo per partecipare alla mezza maratona Roma-Ostia. L'iniziativa le ha reso un bel bottino di servizi in TV e foto extra large sui quotidiani del giorno dopo. Uno, il più diffuso, dimostrando ai suoi lettori che non ha niente da dire, le ha dedicato addirittura una foto a colori di quasi mezza pagina.
La ministra Pinotti finisce nel tritacarne non perché è l'unica a meritarlo, scrive Magnaschi, ma solo perché è l'ultima in ordine di tempo che usa il suo ruolo soprattutto per farsi vedere. Ma molti altri ministri sono degli inguaribili globetrotter del nulla che attraversano incessantemente in lungo e in largo lo stivale per guadagnarsi un servizio in TV o una foto sui giornali. Hanno capito, anche se il paese ne soffre, che per un politico non è importante studiare i dossier, compulsare i colleghi, tenere relazioni ad alto livello, svegliare la burocrazia assopita o deviata. Tutta questa attività essenziale per il paese non serve a nulla. Se la ministra della Difesa, nel giorno in cui la crisi con la Russia sull'Ucraina era al suo massimo, anziché partecipare alla maratona, avesse passato la mattina nel chiuso dell'ufficio a confrontarsi coi collaboratori e i colleghi della difesa dei principali paesi europei, avrebbe contribuito a tessere una tela continentale su questo scontro, ma non se ne sarebbe accorto nessuno. Invece, con una semplice sgambata adeguatamente strombazzata, il successo c'è stato, anche con la supina collaborazione dei media che sono sempre più degli imbuti anziché dei setacci. L'addetto alle pubbliche relazioni, nel dettare alle agenzie la didascalia della foto con la ministra zampettante, ha intuito il passo falso e ha scritto: il ministro Pinotti, prima di andare a Palazzo Chigi per il vertice sulla situazione in Ucraina, ha fatto la semimaratona, ma l'incontro a Palazzo Chigi non è un tè fra amici, ci si vada preparati, oppure non ci si va. E poi per fare una semimaratona, 22 chilometri, non è che ci metti 10 minuti, insomma, no? Prima di andare a Palazzo Chigi mi faccio la semimaratona. Dura anche un po' la semimaratona. Ad ogni modo, lasciamo perdere e andiamo a pagina 4, dove il professor Luca Antonini, dal sussidiario.net ripubblicato su Italia Oggi, torna a parlare del titolo quinto, parte seconda della Costituzione, il federalismo dell'Ulivo 2001. Ci sta strozzando, dice Antonini, dilata i costi, rende indistinguibili le responsabilità. Per questo sono tutti d'accordo nel cambiare la Costituzione, anche se poi nessuno fa niente, dice il professor Antonini, che da una decina d'anni ormai è a capo della Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale. No comment. Mentre Diego Gabutti, nella stessa pagina, si occupa della spending review. Dov'è finita la spending review? Sparita, come Enrico Letta dall'orizzonte. Spesa pubblica, stai serena, scrive Gabutti. A pagina 5 invece c'è la lunga intervista di Goffredo Pistelli a Mario Baldassarri. Mario Baldassarri, ex esponente di Alleanza Nazionale, economista: abbiamo gettato al vento 13 anni, spesa sempre in aumento con Berlusconi, Prodi, Monti, Letta. Il PIL è sceso sotto il livello del 2000. Dal 2007 siamo a meno 10% di ricchezza prodotta in Italia. La spesa corrente, la peggiore, è aumentata tantissimo con Berlusconi, un po' meno con Prodi, non è cresciuta con Monti e pare nemmeno con Letta. Intanto non c'è stato alcun rigore finanziario, il debito pubblico è aumentato, eccetera, eccetera. A pagina 6 però c'è una chiacchierata ancora più interessante ed è quella di Edoardo Petti con Luca Ricolfi, autore di un recente libro appunto appena uscito, che parla però in questo caso del PD, una grande macchina di clientele, un apparato di trame, faide, tradimenti, imboscate. Se entri nel suo giro puoi trasformare un mediocre in un parlamentare o più. Quando invece le lotte fra le correnti e le ambizioni personali si scatenano, il PD diventa una forza incontrollabile. Parole, mosse, tattiche di Matteo Renzi analizzate dal sociologo Luca Ricolfi. La prima domanda: Matteo Renzi sembra voler esercitare un effetto calamita verso espulsi e dissidenti 5 Stelle. Non si rischia un effetto guazzabuglio nell'alleanza di governo? Parte da qui il ragionamento di Ricolfi, adesso non facciamo in tempo a leggercela tutta l'intervista. Comunque il PD è imprevedibile, può avere una funzione stabilizzante solo quando questa funzione è nell'interesse del partito. Se il Premier non ce la fa, cosa che nessuna persona di buon senso si augura, il Movimento 5 Stelle potrebbe ancora crescere in voti. Renzi proverà a fare il galletto in Europa, ma riuscirà a farsi rispettare solo se avrà realizzato riforme incisive in Italia. Così Italia Oggi riassume la chiacchierata con Luca Ricolfi. Intanto scrive ancora Antonio Fanna, sempre su Italia Oggi: Renzi ha perso il foglio Excel, ve lo ricordate, quello che doveva stabilire in una colonnina le cose da fare, nella seconda i tempi, nella terza i commenti, insomma una roba tutta precisa, teutonica. La partenza invece
di Renzi è avvenuta in perfetto stile Seconda Repubblica. Il foglio Excel, quello che consente, come diceva il Premier, di definire obiettivi, tempi, responsabilità, è stato perso dal Presidente del Consiglio. E poi c'è il commento, il cameo di Riccardo Ruggeri, sempre su Italia Oggi a pagina 7. Le prossime elezioni europee sono determinanti per dare uno stop a questi orrendi burocrati nostrani ed europei che ci stanno riducendo a loro servi, è il titolo del pezzo di oggi. Il mitico 68, scrive Riccardo Ruggeri, per me durò poche ore. Lavoravo alla Fiat Grandi Motori di via Cuneo. Erano passate alcune ore dall'inizio del turno del mattino quando un gruppo di esagitati, abbigliati in modo strano, e scoprii poi che erano i figli perdigiorno dell'alta borghesia torinese, anni dopo li avrei definiti dei muscadin di sinistra, obbligò noi, operai e figli di operai, con urla, spinte e soprattutto calci, a uscire dallo stabilimento e ad entrare in un corteo urlante che marciava verso Piazza Castello. Colà me la svignai, uscii così, e per sempre, dal blog del 68. Capii dal vivo l'insegnamento di mio papà. Gli azionisti sono la versione elegante dei fascio-comunisti. Costoro mi presero a calci una volta. Giurai che non glielo avrei più permesso. I romani antichi mi insegnarono che per vivere bene devi avere un nemico, possibilmente giurato. Io mi sono scelto come nemico le élite, mettendoci così alla rinfusa i liberal, i radical chic, i giacobini, i calvinisti, quelli del politicamente corretto intesi come classe e non certo come singole persone. Grazie a questa scelta giovanile, prosegue Riccardo Ruggeri su Italia Oggi, la mia è stata una vita meravigliosa, anche se politicamente ho sempre consuntivato sconfitte, essendo i miei nemici tuttora al potere, e continuano imperterriti a dare calci. A novembre di quel mitico 68 in America avvenne un fatto straordinario. Alle elezioni di novembre i loschi kennediani, i cugini di quelli di via Cuneo, persero le elezioni contro Richard Nixon, uomo umanamente orrendo, ma che si rivelerà il più grande presidente degli Stati Uniti nel XX secolo. Quando sarà rieletto nel 72, Pauline Kael, celebre critica cinematografica del New Yorker, la commentò così: Nixon non può aver vinto, non conosco nessuno che l'abbia votato. Questa frase, tipicamente fascista, mi convinse che l'intelligenza politica della gente è nettamente superiore a quella delle classi dominanti. Da anni, leggendo, riflettendo, scrivendo, mi diverto moltissimo a mettere a punto teorie sui comportamenti organizzativi dei miei nemici giurati, solo per il gusto di scoprire anni dopo che avevo ragione a diffidare di loro. Nulla di personale, mai fui alla ricerca di prendere il loro posto o avere alcun vantaggio economico per figli e nipoti. Vorrei semplicemente vederli lontani dal potere a godersi i quattrini che da allora ci rubano in nome dei loro ideali malati. L'ultima ridotta che ci resta sono le elezioni. Ogni anno che passa diventano sempre più importanti per quelli della classe sociale in cui mi identifico. Per la prima volta mi sono convinto dell'importanza strategica delle elezioni europee per questa classe sociale, come segnale da dare agli orrendi burocrati nostrani ed europei che ci stanno riducendo a loro servi. Non ho nulla contro l'idea di un'Europa federata, dissento sui tempi. È fattibile se ci si desse un obiettivo di un paio di secoli, come fecero gli svizzeri. Circa l'euro è ancora una moneta grezza, anzi un'idea di moneta. Per renderla presentabile abbisognerebbe di molto lavoro. È nata settimina, il classico caganido, non sappiamo se riuscirà a sopravvivere. Per la prima volta dopo il 48 do grandissima importanza a un'elezione, le prossime elezioni europee. Se avessi un'altra età andrei in giro per l'Italia per convincere tutti a votare. Considerare il 25 maggio 2014, data delle prossime elezioni europee, una data storica, un referendum pro o contro questa Europa. Non certo suggerire per quale partito votare, ma perché tutto il popolo si esprima, tirando fuori l'intelligenza politica che la natura gli ha concesso per la sua sopravvivenza.
Scrive Riccardo Ruggeri su Italia Oggi. Infine, sempre da Italia Oggi, ultima segnalazione, anzi un paio. A pagina 11 l'articolo di Giorgio Ponziano su Pizzarotti, sindaco 5 Stelle di Parma in rampa di lancio. Il più importante sindaco grillino d'Italia in rotta di collisione con Grillo. Con lui però si schierano gli altri 5 sindaci grillini. E infine a pagina 12 tutti a ballare sul Titanic, il commento di Massimo Tosti sulla grande bellezza in attesa di portare a casa la Coppa del Mondo di calcio per scoprire un altro po' di patriottismo. Mentre i grandi monumenti si sciolgono sotto l'acqua, tutti festeggiano la decadenza rappresentata nel film di Sorrentino. C'è un lettore, Francesco da Varese, che scrive poi una lettera a Italia Oggi che prende spunto dalla dichiarazione di un politico del Consiglio Comunale di Roma, si chiamano onorevoli, pensate un po'. La città di Roma, insieme al governo, ha già posto le basi per una ripresa e con una seduta straordinaria dell'Assemblea Capitolina tutta la città sarà chiamata a discutere su come uscire dalla crisi. Questo è uno dei passaggi clou della risposta che il presidente del Consiglio Comunale di Roma, Mirko Coratti, ha dato a Le Monde, che aveva parlato del film La grande bellezza come del simbolo di Roma in fallimento. Purtroppo per lui, scrive il lettore di Varese, Coratti non fa che confermare la tesi del giornale francese. Un vero politico dà lui le ricette per uscire dalla crisi, non si aspetta che sia la gente a fornirgliele in pubblica udienza. E infine c'è un altro lettore, da Pesaro, il quale scrive sto con Vladimir Putin, il cameo di ieri, cioè il pezzo di ieri di Riccardo Ruggeri, è un'analisi, scrive il signor Andrea Tribulini, che dovrebbe finire in tutti i manuali di storia contemporanea e scienze politiche. Io nel mio piccolo l'ho stampato e inserito nella stessa busta con l'assegno per l'affitto, depositata nella cassetta del proprietario del bilocale in cui vivo, sottolineandogli che l'articolo vale molto più dell'assegno. Se l'Occidente è davvero convinto che uno venuto dalle Hawaii, per quanto consigliato da illuminati personaggi strambi e elitari, spesso in loden, oltre giacca e cravatta McKinsey d'ordinanza, sia in grado di risolvere le complesse questioni politiche dell'area che va dai Balcani al Caucaso e oltre, allora tanto vale non perdere tempo e inviare nell'area direttamente i caschi blu olandesi, visto che sono già ben preparati per precedenti brillanti esperienze. D'altronde, queste elite danno prova della loro democrazia, tra virgolette, nonché, sempre virgolette, benevolenza e lungimiranza verso i bisogni delle popolazioni, da quando, gettando lo sguardo agli orizzonti della gloria, consigliarono a Churchill di riconsegnare a Stalin i cosacchi di Linz. Io sto con Putin, conclude il lettore. Con ciò torniamo brevemente alla prima pagina del Corriere della Sera. Ci rimane da citare l'articolo di fondo firmato da Antonio Polito, quel filo ormai troppo sottile, si logora il patto sulle riforme, e poi dare un'occhiatina un po' più approfondita, ma ci rimangono due questioni, ci rimarrebbero da approfondire, quella relativa agli arresti per 'ndrangheta in Brianza e peraltro anche questa curiosa notizia che riguarda il figlio del giudice che ha condannato Berlusconi in Cassazione, il celeberrimo giudice Esposito, chi non poteva non sapere, eccetera, eccetera. Partiamo da qui, va. Quel pubblico ministero, cioè il figlio del giudice Esposito, che lavora al Tribunale di Milano, che frequentava Nicole Minetti, eccetera, eccetera, quel PM, il figlio di Esposito, mi disse di pagargli l'affitto. Sono le accuse al figlio del giudice da parte di un avvocato che denuncia mi deve dei soldi. Aperto un fascicolo di indagine, ma l'avvocato aggiunge anche che portò il figlio del giudice Esposito niente meno che ad Arcore nel maggio del 2013. Un avvocato lombardo ha denunciato il magistrato del Tribunale di Milano Ferdinando Esposito perché gli avrebbe chiesto un prestito mancando di restituire l'intera somma di 7.000 euro. Ci sarebbe ancora un debito di 2-3 mila euro. Secondo il legale, Esposito avrebbe insistito perché il legale gli pagasse anche l'affitto di casa. Ferdinando Esposito è PM del Pool di Milano che si occupa di reati ambientali e colpe mediche. È anche il nipote dell'ex procuratore generale della Cassazione Vitaliano Esposito, nonché figlio del presidente di sezione di Cassazione Antonio Esposito, che ha fatto parte del collegio per il processo a Berlusconi sui diritti televisivi Mediaset e che condannò Berlusconi. Il magistrato si difende, sono tutte bugie e calunnie
senza fondamento. Per quanto riguarda invece la questione dell''ndrangheta, il Corriere la mette così nelle pagine di cronaca nazionale, con una citazione di una frase intercettata: ma non è che mi chiamo Brambilla, mi chiamo sempre Giuseppe Pensabene, scherza il boss 48enne col cognato, e sintetizza così cos'è diventata l''ndrangheta nella terra dei Brambilla, la Brianza ricca e produttiva, perché lui è rimasto fedele alla sua vita criminale. Quando è stato arrestato ieri era sorvegliato speciale. Nel 2010, inchiesta Crimine Infinito, gli avevano già sequestrato beni per 10 milioncini di euro. Ma Pensabene, il papa di Desio, originario naturalmente di Reggio Calabria, negli anni seguenti ha creato un sistema economico parallelo per le aziende dell'opulenta provincia di Monza e di mezza Italia, con una sorta di banca clandestina, disponibile per prestiti a usura, finanziamenti di aziende amiche, partecipazioni finanziarie, investimenti per acquistare oro in Senegal o costruire barche di lusso a Viareggio. E perché il denaro potesse fluire libero e sotterraneo, l'intero giro d'affari, centinaia di milioni di euro, però uno si domanda anche, quando fanno le indagini avranno una misura esatta, come si fa a dire centinaia di milioni di euro, come se 100, 200, 300 o 400 fossero la stessa cosa, a meno che il giornalista non sia informato a dovere. Ma ad ogni modo, visto che hanno fatto una conferenza stampa, lo potevano dire anche gli inquirenti, quante centinaia di milioni di euro, se hanno fatto le indagini. Comunque, a prescindere, questo forse è un dettaglio. Comunque, perché il denaro potesse fluire libero e sotterraneo, il giro d'affari di centinaia di milioni di euro era assistito da un circuito nero di 39 società. Società utili prima di tutto all'organizzazione, per blindare dentro holding, cassaforte tra Svizzera e Hong Kong il proprio patrimonio di immobili e conti correnti. Naturalmente tutto ciò comporta che tu hai quantomeno un commercialista, un avvocato d'affari che ti può fare queste operazioni, perché il Pensabene, per quanto simpatico e intraprendente, ben difficilmente avrebbe potuto creare 39 società tra Svizzera e Hong Kong per blindare dentro queste holding il patrimonio degli immobili e dei conti correnti. Ma poi queste società erano messe al servizio anche di commercianti, imprenditori e commercialisti, tra virgolette, puliti, che avevano bisogno pressante di fatture false per evadere le tasse, per spostare i guadagni fuori dai bilanci, per creare fondi neri in contanti. Scrive il GIP, che ha firmato i 40 provvedimenti di arresto scattati ieri dopo una lunga indagine della squadra mobile di Milano guidata da Alessandro Giuliano. Scrive il GIP dunque che il vero dato nuovo e preoccupante è un intenso disinvolto connubio tra forme evolute di associazioni mafiose e imprenditori pronti a fare affari illegali come se niente fosse, insieme ai mafiosi. E lo stesso Peppe Pensabene, nelle intercettazioni raccolte dai poliziotti, a elencare i comandamenti della nuova 'ndrangheta attiva tra Desio e Seveso. Parlando dei suoi uomini, raccomanda che, come i polipi, i tentacoli si devono agganciare dappertutto. Ci sono le condizioni per poterlo fare, dice il Pensabene. Il procuratore aggiunto Boccassini, che ha coordinato le indagini con il PM D'Amico, riflette su quali siano queste condizioni per allargare i tentacoli come il polipo. Purtroppo, dice Boccassini, constatiamo che una classe imprenditoriale si è consapevolmente appoggiata a questo gruppo criminale. Una classe imprenditoriale, cioè gli individui che sono coinvolti nell'indagine. Non è che se l'intera classe imprenditoriale della Brianza andava dal Pensabene a fare affari o a fare fatture false. Comunque, non per minimizzare, per carità, però è sempre il discorso di prima. Centinaia di milioni. Quanti? Se avete fatto le indagini sapete che sono 115, 240, 315 o 918 milioni. Non è indifferente dire 100 o 900 milioni di euro. Allo stesso modo ci saranno anche nomi e cognomi degli imprenditori coinvolti. Non è una classe imprenditoriale. La classe vuol dire tutti. Quindi bisogna essere precisi, specialmente quando si fanno le indagini e si fanno le cronache giudiziarie. Ad ogni modo, per un paio d'anni il Pensabene ha gestito i suoi affari in un monolocale, senza finestre, a Seveso, che lui stesso definiva Tugurio. Lì era la banca dell''ndrangheta. In questo contesto, dice Boccassini,
Imprenditori senza scrupoli hanno trovato una gran convenienza per favorire se stessi e non le proprie aziende o il bene della nazione, niente meno. Altri, spinti dalla crisi, si sono rivolti a chi ha capitali freschi, ma pur se vittime di usura non hanno denunciato. Capitali sempre a disposizione, scrive il Corriere. Adesso ci fermiamo qui con un'ultima notizia rapida. Riina d'urgenza in ospedale, giallo sul suo malore. Per il capo di Cosa Nostra, timore di infarto, in serata le dimissioni e l'immediato ritorno al carcere di Opera. Poco prima delle 4 del pomeriggio il boss ha accusato un forte dolore al petto. Con ciò ci salutiamo, buona mattina a tutti da Giulio Cainarca. Ladri e rapine? Chiama Securbet e installa